Buongiorno, ben ritrovati, siamo in diretta come ogni giorno e dunque la cronaca in primo piano perché fra poco ci collegheremo con il nostro Christian Arboit dal Tribunale di Treviso perché oggi c'è stata la sentenza per l'omicidio di Borgo Capriolo a Treviso e dunque il pubblico ministero aveva chiesto l'ergastolo. Sentiamo quale sarà la decisione dei giudici della Corte d'Assise. Dunque fra pochi minuti con Treviso dal Tribunale il nostro Christian Arboit, ma prima di tutto però oggi sono esattamente 2000 giorni dal referendum sull'autonomia. Il governatore Luca Zaia si è detto convinto che le prime deleghe saranno assegnate entro un anno. Sentiamo. 2000 giorni dalla celebrazione in Veneto del referendum per l'autonomia, era il 18 ottobre del 2017, un processo che con l'alternarsi dei governi che si sono susseguiti da allora ha subito continue frenate e accelerazioni. Di contro l'autonomia è diventata nella sostanza un tema trasversale nel panorama politico, pur con differenti declinazioni. Rimane per la Lega e per il presidente del Veneto Luca Zaia l'obiettivo principe da centrare a breve. Si va avanti, domani infatti che sono 2000 giorni faremo un convegno con il ministro Calderoli e il sindaco Rucco a Vicenza e un bilancio che possiamo dire è che è stato quello di avere oggi imposto la definizione dei livelli essenziali delle prestazioni in finanziaria. Dall'altro sempre questo governo ha adottato il disegno di legge della legge di attuazione, verosimilmente nel giro di un anno dovremo pensare già di poter provvedere ad avere le prime materie delegate. Decisamente meno ottimista il segretario regionale del Partito Democratico Andrea Martella, secondo il quale la conta andrà ben oltre i 2000 giorni. Con il rischio che questa autonomia, che invece sarebbe un risultato importante da raggiungere, non venga realizzata. Vedremo che fine farà. Per quanto ci riguarda, come sostenuto in più di un'occasione, l'autonomia è un processo necessario, previsto dalla nostra Costituzione, che deve servire anche alla nostra Regione. Per realizzarla bisognerebbe farla in maniera seria, partendo da alcune materie e escludendone altre, come la scuola o la sanità, che invece rischierebbero di aumentare le differenze nel nostro Paese. Ed ora invece andiamo avanti con la cronaca perché come abbiamo detto tanta davvero la cronaca e andiamo a Treviso dove c'è stato un controllo da parte della Guardia di Finanza ai caselli autostradali. Le fiamme gialle di Treviso hanno sequestrato un'ingente quantità di gasolio di contrabbando. Partenza da Lipsia, in Germania, destinazione la provincia di Napoli e di qui Malta. In mezzo il territorio del nord-est. Il tir con 24.000 litri di gasolio di contrabbando, al volante un autista romeno, dopo aver fatto ingresso in Italia dal valico di Tarvisio, è stato individuato dai finanzieri del comando provinciale di Treviso durante un controllo al casello di Venezia Est. Il conducente, alla domanda sulla merce trasportata, l'origine e la destinazione del viaggio, ha detto di non conoscere che tipo di prodotto trasportasse e neppure il luogo esatto di consegna finale, esibendo soltanto una lettera che riportava l'indicazione del prodotto, un lubrificante, e i nomi delle società venditrice e acquirente. Ma lubrificante non era. Ad insospettire i finanziari il fatto che sulla base della documentazione per raggiungere la destinazione finale avrebbe dovuto percorrere circa 2400 km per la sola tratta di andata, il che rendeva l'operazione commerciale del tutto illogica, sia per il tempo impiegato che per i costi, tenendo conto anche del valore della merce. La conferma che si trattasse invece di gasolio e dunque di un prodotto sottoposto ad accisa è giunta dalle analisi svolte dal laboratorio chimico dell'Agenzia delle Accise, Dogane e Monopoli di Venezia. Ed ora una notizia che arriva da Bovolone in provincia di Verona. La raschiatura delle pareti durante i lavori di ristrutturazione di una scuola ha fatto emergere una decorazione di epoca fascista. Il sindaco ha già manifestato l'intenzione di conservarlo come testimonianza storica, una posizione sulla quale concorda anche l'unico consigliere di sinistra, chiedendo solo che la questione non venga strumentalizzata. Accade dunque a Bovolone, come vi ho detto,
detto, dove la messa a nuove dell'ex scuola elementare maschile ha riportato alla luce una fascia di una trentina di centimetri che mostra una fila di bambini in divisa da balilla e alcune bambine con l'uniforme delle figlie della Lupa. In vista della riapertura della sede come nuovo polo socio-sanitario, il sindaco Orfeo Pozzani non ha dubbi, vuole lasciare ben visibili almeno un paio di squarci. Anche questa è in fondo, ha detto, una testimonianza storica che riteniamo opportuno preservare, anche se non ha un valore artistico. Ed ora andiamo a Padova, condanna definitiva per l'ex carabiniere Dino Maglio, già in servizio a Padova. 3 anni e 6 mesi per la detenzione di materiale pedopornografico. È la condanna diventata definitiva per l'ex carabiniere Dino Maglio, che aveva prestato servizio nella caserma di Via Rismondo. Il 43enne sta scontando una condanna a 9 anni e 8 mesi nel carcere di Lecce per una serie di stupri, vittime conosciute in rete. La Cassazione ora ha bocciato il ricorso contro la condanna della Corte d'Appello, che già aveva ridotto la pena di circa 1 anno. In occasione di un'evasione dai domiciliari, infatti, i carabinieri avevano fatto scattare l'arresto e poi avevano perquisito l'abitazione, trovando nel computer del materiale pedopornografico alla base di quest'ultimo processo. Ed ora una notizia di una rapina impropria avvenuta nel Trevigiano ed esattamente a Casale sul Sile, una rapina che è stata denunciata nel pomeriggio di ieri ai carabinieri di Casale. Una 21enne di origini cinesi, titolare di un negozio di articoli vari in via dei Bersaglieri, ha denunciato che 3 individui, 2 uomini ed una donna, avevano fatto accesso nella serata nel negozio mentre uno l'aveva distratta chiedendole delle informazioni. La complice aveva prelevato la sua borsa proprio che aveva custodito sotto il bancone. Accortasi di quanto stava accadendo, la vittima ha cercato di bloccare la donna, ma è stata poi spintonata da uno dei complici, perdendo l'equilibrio e cadendo a terra, fortunatamente senza nessuna conseguenza. I 3 malviventi poi si sono allontanati a bordo di un'autovettura facendo perdere le proprie tracce, portando via la borsa della donna con all'interno documenti ed alcune centinaia di euro in contanti. Le indagini ovviamente da parte dei carabinieri sono in corso. Avevano manomesso la bici a noleggio, anche cambiandole colore, poi da Padova l'avevano portata a Legnaro. I carabinieri se ne sono però accorti ed hanno denunciato un 16enne. Un minorenne di 16 anni, residente a Saonara, è stato denunciato dai carabinieri di Legnaro per riciclaggio. Il giovane è stato fermato da una pattuglia nel centro di Legnaro perché i militari sono stati attirati dalla bicicletta su cui viaggiava. Aveva segni di abrasione sul telaio ed era stata parzialmente riverniciata. Così i carabinieri fermano il 16enne per un normale controllo, che poi si fa via via sempre più approfondito, e scoprono che la bici è stata modificata, togliendo il dispositivo di localizzazione GPS e il dispositivo per il pagamento. L'azienda di noleggio Mobike, che gestisce il servizio per la città di Padova, viene contattata e conferma la proprietà della bicicletta. Così il giovane è stato denunciato e il mezzo sequestrato. Ed ora invece andiamo a Mestre, dove per noi c'è la nostra Ilaria Marchiori, perché c'è stato un blitz all'ex Telecom. Ilaria, buongiorno. Sì, buongiorno Daniela, buongiorno ai nostri telespettatori. Ci troviamo proprio qui di fronte all'ex Telecom di via Carducci a Mestre, dove ieri mattina c'è stato un altro intervento da parte delle forze della polizia locale del comune, in cui sono state sgomberate 4 persone, una di queste è stata anche espulsa. Tra l'altro ricordiamo che al piano terra, dal momento che questo non è nemmeno il primo intervento che è stato messo in atto, ma erano state murate le entrate, gli ingressi, e invece le persone che sono state trovate con tutta probabilità sono salite e sono riuscite ad entrare attraverso alcune finestre, probabilmente al primo piano, perché come vedete dalle immagini di Sandro Ponchio, in quelle al piano terra, da quelle al piano terra non sarebbero potuti entrare. Qui insieme a me c'è l'ex deputato e ex consigliere comunale del Partito Democratico Nicola Pellicani, che ha seguito negli anni l'andamento di questo edificio, di questo stabilimento
inaccettabile. Sì, questo edificio doveva diventare un albergo in base a una delibera della Giunta, del Consiglio Comunale, poi è scoppiato il Covid e bisogna capire la proprietà che intenzioni ha per questo edificio, e sarebbe utile che l'amministrazione comunale convocasse la proprietà per avere un'opera di riqualificazione di un edificio che è nel cuore della città di Mestre e che è un esempio diventato di degrado e di abbandono. Anche perché, come vediamo, non è un edificio piccolo, ormai si trova in queste condizioni già da parecchio tempo. Sì, da parecchio tempo. Se noi sommiamo nell'area centrale della città c'è questo edificio abbandonato, l'area dell'Umberto I che è un buco nero da anni, l'area di Via Piave che è il centro dello spaccio e di tanti episodi di violenza e di degrado, io credo che serva una politica sì di controllo e di repressione, come giustamente fanno le forze dell'ordine e la polizia locale, ma che sia necessario un mix di azioni per rivitalizzare e riqualificare la città. Politiche di accoglienza per chi non ha casa, per gli sbandati, e politiche soprattutto di rivitalizzazione socio-economica in una città che si è veramente troppo impoverita, che va al di là della crisi economica che vivono tutte le città italiane. Secondo lei concretamente Pellicani cosa si potrebbe fare, come si dovrebbe agire? Beh, intanto, come vi dicevo, appunto convocare le proprietà di questi spazi abbandonati, area dell'Umberto I e Telecom, area Telecom, innanzitutto per sollecitare un piano di riqualificazione perché significa riqualificare un pezzo importante della città di Mestre, e contestualmente partire con iniziative che favoriscano le attività commerciali, la rivitalizzazione del centro della città. Bene, ringrazio Nicola Pellicani qui da Mestre, dall'ex Telecom di Via Carducci. È tutto, restituisco la linea allo studio. Grazie davvero a Ilaria Marchiori, grazie, buon lavoro. Noi andiamo avanti sempre con la cronaca, perché c'è stato un devastante incendio che è divampato intorno a mezzogiorno in un'azienda agricola di Urbana. Le fiamme potrebbero essere partite dall'impianto fotovoltaico. Sono i pannelli fotovoltaici installati nell'azienda agricola di Via Borghetto, nel comune di Urbana, la probabile causa del vasto incendio scoppiato intorno a mezzogiorno. Le fiamme sono divampate nel deposito e si sono estese anche alla stalla adiacente. Nessuno è rimasto ferito, neppure gli animali che si trovavano nella stalla e sono stati messi in salvo. Sul posto sono arrivati i vigili del fuoco con squadre da Este e da Legnago nel Veronese. Per precauzione è intervenuto anche il SUEM 118. Indagini sono in corso per stabilire con esattezza le cause del rogo. Ladrinazione la notte del 7 aprile scorso a Montebelluna, dopo aver fatto accesso all'interno del terreno adiacente ad un'azienda agricola con sede in via Castagnola. I ladri hanno asportato svariate centinaia di piantine di vite tipologia glera regolarmente registrate. Il danno è stato quantificato in alcune migliaia di euro dal titolare della ditta, che ha denunciato nelle scorse ore l'episodio. Ovviamente su quanto accaduto le indagini sono in corso da parte dei carabinieri di Montebelluna. Dramma nella notte a Saccolongo. Nella notte scorsa un 24enne ha perso la vita dopo essere finito fuori strada con lo scooter. Ad accorgersi dello scooter incastrato tra le ramaglie del fosso è stata una mamma che questa mattina alle 8 stava portando i figli a scuola quando la polizia locale del consorzio Padova Ovest è arrivata in via Boccalara a Saccolongo. Ha fatto la drammatica scoperta: adagiato nel fosso c'era il corpo senza vita di un ragazzo. La vittima, identificata poco dopo, è risultata essere un 24enne romeno residente poco lontano. L'incidente con ogni probabilità è avvenuto nella notte. Forse il ragazzo si è sentito male o forse ha sbandato nell'affrontare la curva a gomito. La pioggia e l'asfalto bagnato potrebbero averlo fatto uscire di strada. La polizia locale sta ricostruendo la dinamica dello schianto. In un primo momento si era ipotizzato che potesse essere stato investito, ma dai rilievi questa ipotesi sembra essere stata esclusa. A terra nessun segno di frenata. Il giovane era uscito dalla casa di alcuni amici in tarda serata dicendo che andava a fare un giro, ma non è più tornato né da loro né dalla famiglia. L'incidente è avvenuto a pochi metri dall'abitazione che la giovane condivideva con la madre, che solo un anno e mezzo fa ha perso anche un'altra figlia in circostanze ancora poco chiare. Il pubblico ministero non ha disposto l'autopsia. La salma del giovane è stata riconsegnata alla famiglia, che ora dovrà decidere la data dei funerali.
Ed ora invece andiamo a Venezia, dove c'è stata una protesta, una manifestazione contro l'inceneritore di Fusina. Ce ne parla il nostro Filippo Fois. Sì, buongiorno da Venezia, siamo in compagnia di Mattia Donadella a nome dei comitati che si battono contro l'inceneritore di Fusina. Alle nostre spalle un ufficio della Regione Veneto dove avete consegnato che cosa? Abbiamo consegnato oltre 5.000 osservazioni che abbiamo in qualche maniera elaborato e fatto far proprio dai cittadini che hanno voluto partecipare alla procedura di valutazione di impatto ambientale del progetto di Eni Rewind, che propone un inceneritore per la gestione di quasi tutti i fanghi contaminati, sottolineiamo noi, del Veneto, i fanghi di depurazione. 5.000 sono tantissimi, 5.000 osservazioni. Quali sono le principali, quelle sulle quali si gioca la partita, per così dire? Allora, ci sono tutta una serie di osservazioni molto tecniche sulle carenze documentali del progetto, ma la questione principale riguarda proprio gli impatti del progetto, e qui noi sottolineiamo l'assenza da parte di Eni Rewind di una valutazione specifica per quanto riguarda l'impatto dei PFAS che sono presenti nei fanghi, le sostanze perfluoroalchiliche di cui il Veneto è al centro dell'attenzione per l'inquinamento anche delle. Ma vogliamo ricordare ai nostri telespettatori questo inceneritore che cos'è? Praticamente che cosa confluirebbe in questo inceneritore a 2 passi dalla laguna di Venezia? Confluirebbero praticamente tutti i fanghi o quasi tutti i fanghi di depurazione dei depuratori del Veneto, che raccolgono le acque domestiche, sì, ma anche le acque di molte industrie, di molte attività artigianali, e che sono pieni di inquinanti, non solo PFAS, ma anche diossine, metalli e tante altre sostanze nocive, e che quindi non possono essere riciclati e recuperati in agricoltura. Giustamente non possono e non devono, ma non possono neanche essere bruciati, perché se noi li bruciamo queste sostanze finiscono comunque nell'aria e poi dall'aria nelle acque e nei suoli. Bene, ci sarà anche una grossa manifestazione il 27 maggio, se non erro chiaramente ne riparleremo nel corso dei nostri telegiornali. Per ora da Venezia è tutto, vi restituiamo la linea. Invece ora torniamo a parlare della valanga della Marmolada dello scorso luglio. Una ricerca dell'Università di Padova ha cercato di ricostruire le cause e la dinamica di quella tragedia. Grazie a rilievi e foto satellitari si sono stabiliti i motivi del cedimento. Il tragico crollo del ghiacciaio della Marmolada è stato causato dall'aumento delle temperature. Questo emerge dallo studio di un team internazionale di ricercatori coordinati dal professor Aldino Bondesan dell'Università di Padova. Le cause di questo crollo sono da individuarsi prima di tutto nell'aumento delle temperature. È stato un aumento particolarmente elevato che ha interessato ghiacciaio già a partire da maggio. Quindi noi abbiamo avuto per 2 mesi temperature che erano di oltre 3 gradi superiori alla media. Questo ha generato una grande quantità di acqua di fusione. Quest'acqua è penetrata dentro il ghiacciaio e è andata a costituire una sorta di serbatoio all'interno del grande crepaccio che poi corrisponde al punto in corrispondenza del quale abbiamo avuto il crollo. Il 3 luglio dello scorso anno, alle 13:43, si sono staccate improvvisamente dal ghiacciaio della Marmolada circa 64.000 tonnellate di acqua, ghiaccio e detriti rocciosi, originando una valanga che ha travolto e ucciso 11 alpinisti, mentre altri 7 sono rimasti feriti. Il ghiacciaio della Marmolada è oggetto di studio da decenni da parte dell'Università di Padova. Noi osserviamo negli ultimi 10 anni quasi un raddoppio dei fenomeni simili un po' in tutto il mondo. Oggi abbiamo più di 300 collassi all'anno che avvengono in varie parti del globo e altrove anche con effetti più catastrofici, per esempio in Canada. È chiaro che l'aumento di temperatura e la produzione di una maggiore quantità di acqua di fusione inevitabilmente rappresenta un incremento di quello che si chiama il rischio glaciologico. Le alte temperature hanno sciolto velocemente il ghiaccio infiltrato dall'acqua che ha fatto da cuscinetto con la montagna, favorendone il distacco. L'energia sismica rilasciata dall'evento è stata paragonabile a un terremoto di magnitudo pari a 0,6. Eventi simili si possono ripetere ma non sono prevedibili, va quindi sensibilizzata l'opinione pubblica. È anche difficile generalizzare e forse non è neanche pensabile
interdire tutte le aree di alta quota in funzione del rischio che è aumentato. Forse quello che sarebbe necessario è una maggior consapevolezza da parte degli escursionisti e sicuramente un incremento negli studi e nei monitoraggi delle aree che sono visibili. Ed ora la notizia con cui abbiamo aperto questa prima edizione, che riguarda l'omicidio di Borgo Capriolo a Treviso. Oggi la sentenza in Corte d'Assise. Sentiamo tutto dal nostro Christian Arboit. Christian, buongiorno. Sì, buongiorno a tutti. Mi trovo all'esterno del Palazzo di Giustizia di Treviso con Simone Merlo, che sta curando la parte tecnica. Pochi minuti fa la sentenza, il giudice d'Assise, la Corte d'Assise del Tribunale di Treviso si è espressa sul caso Đurđević, Branko Đurđević, condannato a 29 anni di reclusione per i fatti dell'8 febbraio 2021 in Borgo Capriolo, quando esplose un colpo con la sua pistola calibro 9.21 nei confronti dello zio Domenico Đurđević, che morì dopo diversi giorni di agonia. Qui in aula, qui all'esterno anche del Palazzo di Giustizia, diversi i parenti sia della vittima sia per l'appunto di Branko Đurđević, che ha assistito alla lettura della sentenza da parte del giudice collegiale. Qui con me gli avvocati, l'avvocata Alessandra Nava, che ha assistito Branko Đurđević. Comincio con lei, avvocato. È soddisfatta di questa sentenza? Immagino di no, perché parliamo comunque di 29 anni. Certo, soddisfatta naturalmente no, questa è una vicenda nella quale peraltro non so chi possa ritenersi soddisfatto. Diciamo che rispetto alla richiesta del pubblico ministero, che era dell'ergastolo, che si fondava anche pressoché essenzialmente sull'aggravante della premeditazione, io da questo punto di vista comunque non posso che rilevare che evidentemente l'attività che abbiamo svolto dal punto di vista difensivo è stata idonea per far comprendere alla Corte che non esisteva, insomma, questa è stata una vicenda che è nata per circostanze particolari che sono state sviluppate nel corso della lunga istruttoria. Poi per il resto naturalmente dovremmo leggere la sentenza, perché il conteggio viene fuori anche a seguito di una soluzione rispetto alle contestazioni sui tentati omicidi, quindi evidentemente dobbiamo ovviamente leggere e comprendere. Sono state riconosciute le circostanze attenuanti generiche, naturalmente per noi non è sufficiente, quindi non è aver escluso l'ergastolo che ci possa lasciare soddisfatti. Quindi siete pronti al secondo grado di giudizio sostanzialmente? Quello certamente. Senta, avvocato, lei aveva sostenuto anche la tesi dell'eccesso di legittima difesa. Sì, avevamo sostenuto questa tesi perché appunto durante questa lunga istruttoria riteniamo di aver prodotto adeguata documentazione, adeguate prove testimoniali, anche documentali, in virtù delle quali riteniamo che si potesse ovviamente inquadrare questa ipotesi. La Corte d'Assise non è stata dello stesso avviso. Leggeremo naturalmente, partiremo anche da tutte le tesi difensive che non sono state condivise. Lei è riuscito a parlare con il suo assistito ora, cosa ha detto? Qual è stata la sua reazione? Ma guardi, ovviamente era dispiaciuto per tutta la vicenda, così come ha dichiarato anche davanti ai giudici. Lui era ovviamente consapevole che il rischio dell'ergastolo c'era, per cui sa, i 29 anni non è che da questo punto di vista lo abbiano lasciato soddisfatto. Era preparato e sapeva che comunque questa è una vicenda che difficilmente si sarebbe risolta in un verso o nell'altro in primo grado, per cui è pronto anche ad affrontare il giudizio d'appello. Grazie, avvocato. Francesco Murgia rappresenta i familiari di Domenico Đurđević, quindi della vittima, la parte civile. Senta, avvocato, la domanda anche per lei è la stessa, immagino che la risposta sia diversa. È soddisfatto da questa pronuncia, che comunque sono 29 anni, ripetiamo, di reclusione? Io credo che il termine soddisfazione in un processo del genere non possa essere adeguato. Io credo che sono estremamente consapevole della accuratezza con cui questa vicenda è stata trattata, valutata e decisa. Credo che
l'entità della pena dica moltissimo su quella che è stata la gravità del comportamento, l'entità del dolo che è stato adoperato in questa vicenda, e al di là del fatto che vi sia stata o non vi sia stata la prova compiuta della premeditazione, è evidente che un'entità di pena di questo genere testimonia l'assoluta considerazione della Corte d'Assise per l'estrema, enorme gravità di quanto è avvenuto. Quindi da questo punto di vista io posso dire che ritengo assolutamente di onorare la decisione della Corte d'Assise, che ha fotografato con estrema accuratezza e grande competenza questa vicenda. Ecco, per quanto riguarda i risarcimenti, cosa è stato stabilito? I risarcimenti sono stati genericamente rimessi alla valutazione del giudice civile con una serie provvisionali equilibrate secondo la prossimità del rapporto con il povero Đurđević, e in particolare per quelli che sono stati anche oggetto di un reato diretto, perché vi è stato anche un tentato omicidio nei confronti di alcune delle parti civili. Anche in questo caso questo ha incrementato la provvigionale. Posso dire che ritengo assolutamente equilibrata anche questa decisione. Quello che posso dire è che la Corte d'Assise ha dato una fotografia estremamente lucida della vicenda, perché se è vero che non ha ritenuto l'applicabilità dell'aggravante della premeditazione, ha però dato conto dell'estrema gravità del gesto e dell'assoluta impossibilità di non considerare questo gesto foriero di una pena molto molto pesante come quella applicata. Il motivo scatenante erano state di fatto le bambine, una figlia in particolare di Riccardo Đurđević, figlio di Domenico. Tra l'altro oggi Riccardo era presente in aula dopo un lungo periodo di detenzione. Ora le bambine, i minori coinvolti in tutta questa vicenda, dove sono, come stanno? I bambini sono sempre, per quanto riguarda i due più piccoli, affidati alla famiglia paterna, e per quanto riguarda l'altra è ancora con la madre naturale. Questa è una vicenda che dovrà trovare in sede civile una soluzione, perché è evidente che questa condizione generale non riguarda la paternità o la maternità, perché l'autore di questo delitto non è legato biologicamente ai bambini, ma l'ambiente familiare ne risulta fortemente compromesso. Queste sono valutazioni che però verranno fatte in sede di tribunale civile. Grazie avvocato Francesco Murgia. Questa la situazione, quindi al momento con Simone Merlo vi restituisco la linea. Grazie davvero a Christian Arboit e Simone Merlo per questa diretta. Dunque avete sentito 29 anni invece dell'ergastolo che aveva chiesto il pubblico ministero, 29 anni hanno deciso i giudici della Corte d'Assise per Branko Đurđević. Noi cambiamo argomento, andiamo a Vicenza perché parliamo di emergenza sbarchi. Il problema dell'accoglienza viene affrontato dalla prefettura di Vicenza, che lancia un bando da 1000 posti per 44 milioni di euro. L'emergenza sbarchi approda nel Vicentino. Scatta la ricerca di nuovi spazi per i richiedenti asilo. La prefettura lancia un appalto da 44 milioni di euro per trovare 1000 posti in tutta la provincia. Gli avvisi esplorativi sono stati pubblicati, il periodo è di 2 anni e le domande vanno presentate entro il 15 maggio. 800 posti per la microaccoglienza diffusa di richiedenti protezione internazionale in abitazioni singole e 200 posti in centri collettivi come piccoli alberghi per una capacità massima di 50 persone. I 1000 posti verranno poi via via attivati in base agli arrivi dei migranti, dando ossigeno a un sistema che da tempo va verso la saturazione. Da inizio anno a oggi in Italia sono sbarcati 32.321 migranti contro gli 8.432 dello stesso periodo dello scorso anno e del 2021. Per questo il governo oggi ha adottato lo stato di emergenza. Nel Vicentino i migranti inseriti nei centri di accoglienza straordinaria a fine marzo sarebbero 1.135, di cui 678 richiedenti asilo e 457 profughi della guerra in Ucraina. Bene, ora ci fermiamo, qualche istante di pubblicità, poi torneremo in studio perché ci saranno altri collegamenti, altri servizi e ancora tanta cronaca. Siamo tornati nuovamente in studio, siamo a Vicenza perché c'è un progetto che si chiama Scuola Sicura Veneto all'Istituto
professionale montagna, la prima delle 7 esercitazioni della Protezione Civile regionale che si svolgeranno nelle scuole delle diverse province venete. Sul posto per noi c'è Daniele Garbin. Daniele, buongiorno. Sì, buongiorno, grazie della linea. Siamo a Vicenza, siamo all'interno del cortile dell'Istituto Professionale Montagna, come l'assessore regionale Giampaolo Bottaccin. Buongiorno, salutiamo. Come mai siamo qui oggi? Siamo qui perché parte proprio da questa scuola, da questo istituto, il progetto Scuole Sicure. È un progetto che riprende dopo il Covid e serve per riuscire a insegnare ai ragazzi come comportarsi nei momenti di emergenza, che scongiuriamo non succedano mai, però se dovesse succedere. Ecco, come si è svolta questa giornata? La prima, tra l'altro, in Veneto, e poi torneranno anche nelle città, nelle altre della provincia. Sì, si è svolta simulando un incendio all'interno della scuola. I ragazzi poi sono stati fatti evacuare, poi c'è stato l'arrivo dei soccorritori con la simulazione del soccorso di un infortunato, e quindi i ragazzi hanno potuto vedere come funziona il sistema della protezione civile in Italia, con divise di colori diversi, con specializzazioni diverse. C'erano i sanitari, i vigili del fuoco, i volontari della protezione civile, le forze dell'ordine, ognuno col suo compito in maniera ordinata, e quindi hanno potuto vedere come funziona il sistema. Io spero che un domani qualche ragazzo di questi possa entrare nel mondo dei soccorsi per un ricambio che credo sia assolutamente doveroso, e poi spero che diventino anche testimonial con i loro amici e anche con i loro genitori nel divulgare quello che hanno visto e imparato oggi. Ecco, senta Assessore, lei ha anche parlato di eccellenza, giustamente come orgoglio, no? Eccellenza veneta, perché i numeri sono importanti. Al momento insomma 25.000 diceva sono i volontari in Veneto. Sì, sono 25.000, siamo la regione che ha il più alto numero di volontari di protezione civile rispetto al numero di abitanti, di gran lunga. Ci supera in assoluto di poco la Lombardia, ma il doppio di abitanti, e questo denota una cosa importantissima, che lo spirito di solidarietà che c'è in Veneto, lo dicono i numeri, non c'è in nessun'altra parte d'Italia, quindi è sicuramente un motivo di orgoglio. Ecco, come ha visto questi ragazzi stamattina? Li abbiamo visti interessati, ma non è solo un momento per riempire una giornata diversa dalle aule scolastiche, veramente sembravano interessati. Ma sì, quando abbiamo fatto i vari interventi dei vari soccorritori, il mio, quello della dirigente scolastica, insomma io ho visto che c'era molta attenzione, l'ho tirata anche un po' lunga volutamente cercando di coinvolgerli, vedevo che c'era sempre il feedback, e quindi questo è positivo, vuol dire che i ragazzi sono interessati a capire meglio che cosa vuol dire rischio, che cosa vuol dire pericolo, che cosa vuol dire soccorso, e quindi questo è importante, perché sono cose che magari uno spera non capitino mai nella vita, ma quando ti capitano è importante averle acquisite prima. Senta, con questo poi è la prossima scuola in cui avete già organizzato? Ma abbiamo organizzato in tutti i comuni capoluogo del Veneto a partire da oggi, adesso le date non le ricordo a memoria, però saremo in tutti i comuni capoluogo in questa tornata primaverile, e poi dopo nel proseguo vediamo di affrontare anche altre date in altre situazioni. Questa è proprio un'iniziativa dedicata alle scuole, poi ci sono tutta una serie di altre iniziative dedicate alle esercitazioni di tipo, diciamo così, convenzionale. Va bene, allora la ringraziamo, e intanto allora la sirena è suonata, dobbiamo anche noi concludere il collegamento, e con questo restituisco la linea allo studio. Grazie davvero a Daniele Garbin, grazie anche all'assessore Bottaccin. Noi continuiamo a parlare di scuola perché c'è stata una vittoria legale della Gilda degli insegnanti precari. Ora hanno diritto alla carta del docente. Sentiamo proprio le parole di Michela Gallina. Il giudice del lavoro di Treviso, Cusumano, ha riconosciuto a un gruppo di docenti precari il diritto di fruire della carta del docente, che si tratta di 500 euro annui utilizzabili per l'acquisto di libri, di corsi di formazione o materiale inerente alla professione, materiale didattico. Come sindacato degli insegnanti siamo contenti di aver ottenuto questo risultato, perché si trattava di una forma di discriminazione a danno dei precari inaccettabile e paradossale, considerato che si tratta proprio di una fascia di docenti che particolarmente ha necessità
di poter avere dei sovvenzionamenti per potersi formare, sia perché mediamente ha un livello di esperienza inferiore rispetto ai colleghi che lavorano con contratto a tempo indeterminato, sia perché investire su di loro è un investire sul futuro, quindi a lungo termine. Pertanto manifestiamo la soddisfazione per questi 18 docenti che già sono arrivati a sentenza. Come Gilda degli insegnanti ne abbiamo già 40 in attesa di giudizio e ci auguriamo che le prossime sentenze si allineino come trend a quelle precedenti. Ed ora la cronaca da Rovigo, perché il questore di Rovigo ha adottato 4 provvedimenti di divieto di accesso alle manifestazioni sportive d'Aspo della durata di 2 anni nei confronti di altrettanti tifosi della squadra calcistica Union Clodiense Chioggia Sottomarina, in quanto ritenuti responsabili di comportamenti lesivi dell'ordine e della sicurezza pubblica. In particolare in occasione della partita di calcio di Serie C tra l'Adriese e l'Union Clodiense tenutosi lo scorso 5 marzo dalla gradinata est dello stadio destinato alla tifoseria ospite, 4 tifosi accendevano e lanciavano a terra degli artifici fumogeni e petardi che cadevano pericolosamente vicino ad alcuni spettatori. A seguito dunque dell'attività investigativa svolta dal personale del commissariato di Adria è stato possibile individuare e dunque denunciare i soggetti autori della condotta, che venivano appunto denunciati in stato di libertà per lancio di materiale pericoloso e soprattutto nei loro confronti la questura ha avviato la procedura finalizzata proprio all'irrogazione dei provvedimenti di Daspo. Ed ora invece torniamo a parlare di un argomento che sta facendo discutere in questo periodo ed è quello dell'orso che ha ucciso un runner nel Trentino. Ed ora risponde con un secco no il governatore Zaia alla richiesta del WWF di accogliere in Veneto alcuni orsi attualmente in Trentino Alto Adige. Se la domanda è volete voi gli orsi in Veneto o no? Non lascia spiragli il presidente del Veneto Luca Zaia di fronte alla richiesta del WWF regionale di accogliere sul territorio alcuni orsi dal Trentino dopo l'attacco costato la vita al runner Andrea Papi, eccessivamente concentrati in quella zona, secondo l'associazione animalista che ha invitato tutti a fare la propria parte. Per Zaia il caso in questione offre pochi margini di discussione e lo fa capire chiaramente. Si andava avanti un soggetto iperaggressivo, che è già la terza aggressione di questa femmina. Mi fermo lì, è giusto che il Presidente Fugatti metta a terra tutte le iniziative del caso e sta diventando un problema, sta diventando un grosso problema. Pensare di prendere orsi e portarli in Veneto, anche no. Il tema dell'alta concentrazione di orsi, la necessità di sfoltirne il numero, viene ripreso dal capo delegazione del soccorso alpino delle Dolomiti Bellunesi, Alex Barattin. Sicuramente ridurre il numero riduce di fatto la possibilità di incontrarli, quello potrebbe essere una cosa saggia. Frequentando l'ambiente montano e quindi poco antropizzato, sicuramente si può avere l'incontro con questi tipi di animali che vediamo ultimamente che si avvicinano anche al territorio antropizzato, vuol dire che sono veramente tanti e stanno aumentando in modo non gestito tanto bene. Dopo che il delegato veneto del WWF, come vi avevo detto Carmelo Motta, ha proposto di trasferire alcuni esemplari di orso dal Trentino in altopiano, arriva anche la risposta del sindaco di Asiago, Rigoni Stern. Sentite che cosa ha detto. Credo che ipotizzare di trasferire parte degli orsi del Trentino sulle nostre montagne sia una scelta assolutamente inaccettabile che noi contrasteremo in tutti i modi. L'altopiano non accoglierà gli orsi del Trentino, o almeno si batterà per non farlo. È perentorio il sindaco di Asiago, Rigoni Stern, in risposta alla proposta del delegato veneto del WWF, Carmelo Motta, di trasferire alcuni esemplari di orso dal Trentino in Veneto. Per quanto riguarda la nostra montagna, l'orso non è ipotizzabile che possa essere reintrodotto. Abbiamo avuto qualche anno fa
La presenza di un esemplare che girava sulle nostre montagne ha creato moltissimi problemi, un unico esemplare. Abbiamo un sistema economico che è sorretto dalle malghe e quindi abbiamo capi di bovini, di ovini che vengono mandati alla monticazione e quindi si produce formaggio di malga. Abbiamo appunto gli allevatori che trasferiscono le loro aziende sulla nostra montagna. Un altopiano che allontana quindi l'ipotesi di nuovi orsi nei boschi delle sue montagne, una consapevolezza che arriva dopo un'altra emergenza che sta vivendo il territorio, quella dei lupi. Stiamo vivendo in questo momento delle problematiche gravi che derivano dalla non corretta gestione del lupo e lo stiamo vivendo nel nostro territorio con delle situazioni che stanno fortemente penalizzando i nostri operatori. Ed ora invece parliamo di siccità, anche se in questi 2 giorni ha piovuto, di certo questo però non risolve un problema che sta andando avanti davvero da mesi e che preoccupa tutti, perché insomma l'abbiamo visto, lo sentiremo anche da Padova, dove è in corso una conferenza stampa dove il Veneto è davvero a secco e questo può provocare dei problemi non indifferenti, soprattutto per la disattenzione a volte dei cittadini per quanto riguarda i boschi. E lo facciamo insieme a Matteo Righetto, segretario AVAB Valdobbiadene, e Cristian Tessaro, presidente AVAB sempre di Valdobbiadene, che li vedo già sullo schermo. Buongiorno. Buongiorno a lei. Buongiorno a lei. Dopo sentiremo, insomma, c'è anche una conferenza stampa perché si sta parlando proprio della siccità. Adesso ha piovuto, ma questo insomma ci dicono tutti di certo non risolverà la problematica, e per voi insomma l'arrivo dell'estate, il caldo è già una situazione che è davvero critica, vi mette davvero in super allarme, voi insomma che dovete arginare quel che è possibile, per quel che è possibile, insomma, gli incendi, soprattutto boschivi. Sì, rappresenta un grande problema la mancanza d'acqua, ma soprattutto la siccità che si sta sviluppando negli ambienti boschivi, perché facilita l'innesco di eventuali focolai, di eventuali roghi che poi potrebbero apportare a dei disastri ben più grandi di quello che potrebbe essere l'attenzione a un gesto magari che a noi sembra innocuo, tipo una sigaretta a terra o parcheggiare un'auto e quella marmitta calda vicino a un mucchio di sterpaglie. Questo ci preoccupa un poco. Speriamo che le piogge continuino anche nei prossimi giorni, e non solo per il nostro settore, quindi per l'incendio boschivo, ma anche per tutto quello che è l'indotto della montagna, ma anche della pianura, proprio per l'approvvigionamento idrico di cittadini e degli allevamenti. Ecco, lo stava proprio accennando, se non ricordo male già l'anno scorso avete dovuto fare salti mortali per cercare di portare insomma l'acqua nelle aziende agricole, perché mancava l'acqua dappertutto, una situazione che era già difficile e che fra l'altro si sta complicando perché questa siccità è arrivata anche prima di quello che ci si aspettava. Sì, effettivamente i primi mesi dell'anno ci hanno lasciato abbastanza a secco. La montagna ancora non è verde e rigogliosa come dovrebbe essere nei primi giorni di primavera, quindi è un gran punto di domanda. Anche le azioni che dovremo svolgere quest'anno, anche per l'approvvigionamento magari delle malghe, saranno un grande dispendio di energia se la situazione continua come in questi giorni. La pioggia di ieri, come lei ha ben detto, ha risolto gran poco. Una giornata di pioggia ha solo inumidito un po' i boschi. Se non ricordo, appunto, si parlava della vostra attività e davvero la fatica che avete fatto l'anno scorso per cercare di portare il più possibile l'acqua, perché lo sappiamo, senza l'acqua insomma parliamo anche di allevamenti, la situazione poi diventava critica. Sì, c'è da dire che abbiamo dovuto fare i salti mortali, se non altro per la difficoltà di trasportarla in determinati luoghi.
Non è semplice portare grandi quantità d'acqua negli ambienti montani, questo sia per gli allevamenti ma anche in situazioni di emergenza. I nostri moduli antincendio alle nostre spalle, come lei può vedere, trasportano esigue quantità d'acqua. Il Land Rover con il modulo antincendio trasporta 450 litri d'acqua e l'altro camioncino antincendio che abbiamo alle spalle ne trasporta 750. E noi sorvegliamo una grandissima parte del territorio che è il Monte Cesena e operiamo spesso e volentieri anche nelle aree del Montello. E una delle nostre grandi difficoltà è proprio l'approvvigionamento idrico. Non disponiamo di un'autobotte adatta ai nostri scopi, né noi né l'associazione di Segusino e neanche l'associazione di Valsana, per cui dobbiamo sempre sperare nell'aiuto di altre associazioni, che in questo caso sono Crespano del Grappa o Vittorio Veneto, che dispongono di un'autobotte. Speriamo che per il futuro anche per questa zona ci sia la possibilità di avere un mezzo del genere che risolverebbe non pochi problemi. Anche dal punto di vista di sicurezza dell'incendio boschivo, avere una risorsa idrica a portata di mano, a portata delle nostre motopompe, fa la differenza tra la risoluzione rapida di un incendio e anche in tema di sicurezza proprio di volontari. Non è bello che un volontario si trovi fronte fuoco mentre finisce l'acqua. Quindi questo è un nostro grande bisogno. Speriamo un po' tutti di arrivare prima o poi ad avere un mezzo simile per le nostre associazioni. Sì, non è bello, ma soprattutto è pericoloso. Ma è pericoloso, sì. Ecco, quante aziende agricole voi riuscite a sostenere in caso di emergenza idrica? Guardi, questo come lei ben sa siamo tutti volontari che fortunatamente l'anno scorso hanno dato una grande disponibilità la sera dopo lavoro, e quindi queste operazioni venivano fatte in orario notturno o serale. Le malghe che sono qui nel Monte Cesen, che abbiamo servito l'anno scorso, sono circa 5 o 6 malghe, con le quantità d'acqua che generalmente a loro potevano bastare per una settimana, salvo precipitazioni, per cui l'impegno era quasi giornaliero. Quando avviene questa criticità, quindi questo bisogno d'acqua, l'impegno per i volontari è quasi giornaliero, e si devono turnare per poter garantire una presenza quotidiana per portare questi aiuti idrici. Ecco, prima accennavate alla situazione, insomma, a volte anche inconsapevolmente, insomma, di cittadini che per qualche disattenzione rischiano davvero però di creare dei veri e propri disastri. Lei accennava anche all'auto lasciata magari accesa vicino a un bosco. Sì, magari non tutti lo sanno, è una cosa che non ci viene in mente, però il catalizzatore dell'auto raggiunge temperature davvero importanti, temperature che possono generare un innesco. Quindi parcheggiare l'auto è un'operazione che in ambienti montani è bene fare in sicurezza, quindi accertandoci di non essere vicini a del fogliame secco o altre ramaglie che possono generare un innesco e successivamente una combustione e un abbruciamento, un incendio. Ecco, cosa vi aspettate per quest'estate? Se la situazione non dovesse cambiare, insomma, le previsioni meteo mi pare non diano proprio grandi giorni piovosi, a parte questi due che non sono stati proprio così importanti a livello di pioggia. Ma tutti senz'altro dovremmo essere un po' più responsabili nell'utilizzo di questa fonte che appunto è l'acqua, che diamo sempre per scontata, ma già l'anno scorso abbiamo avuto un assaggio anche in queste zone che non è proprio così. E sì, un po' di attenzione nell'utilizzo dell'acqua e
La raccolta della poca acqua piovana penso sia una buona cosa per chi lo può fare, ovviamente, un contenitore d'acqua vicino alle grondaie anche per gli utilizzi dell'orto o del giardino, e soprattutto molta attenzione durante le gite domenicali o le nostre uscite in montagna. Attenzione, spegniamo magari le sigarette in maniera sicura, e se dobbiamo accendere un barbecue per la grigliata domenicale, di stare molto attenti, di essere almeno un centinaio di metri da un ambiente boscato, e soprattutto assicurarsi che poi sia tutto effettivamente spento, perché una brace può riavviarsi anche, può continuare a stare lì e riavviarsi dopo qualche ora, e con una brezza di vento può causare un disastro. Ecco, Cristian Tessaro, Pasqua e Pasquetta, insomma, che erano quelle che preoccupavano maggiormente, perché insomma si sa, le gite fuori porta, questo poteva magari, c'era un po' la preoccupazione vista il terreno che è completamente arido. Invece com'è andata da voi la situazione? Allora, qui la situazione è andata anche tutta tranquilla, tutta la situazione. Però io quello che voglio dire è che la gente deve avere un po' di più attenzione. Attenzione in cosa? Come mi diceva il mio collega, cioè quando anche sul Monte Cesena ci sono delle aree attrezzate che possono essere utilizzate proprio anche per fare il discorso di barbecue e quant'altro, perché è giusto, la domenica, lunedì Pasquetta, che era una giornata bellissima, ok, è giusto utilizzare queste aree attrezzate qua, ma non si può pensare di metterci in mezzo a un prato o sotto un bosco e accendere dei fuochi che poi automaticamente riescono a crearci problematiche per tutti, perché purtroppo abbiamo anche il problema della siccità. La siccità è che non abbiamo acqua. Anche l'altra sera che siamo intervenuti su un incendio, ok, incendio che non era neanche un incendio, hanno bruciato delle cose all'interno di un bosco. Cioè, all'interno del bosco non si può assolutamente accendere fuochi, assolutamente. E il fuoco è pericoloso per tutto, perché il discorso anche di avere supposti, mediamente vengono dato fuoco su posti anche molto insidiosi, pericolosi anche per raggiungere con le macchine. Come diceva anche il mio collega, abbiamo macchine piccoline che riescono ad andare dappertutto, però non è che abbiamo approvvigionamenti enormi di acqua, e quindi sta anche un po' sul buon senso delle persone di avere un po' di attenzione su tante cose, perché un incendio può distruggere tutto, e quindi il bosco serve per l'ossigeno, per tutto quanto, e quindi dico alla gente, è una cosa molto importante, che noi abbiamo un numero che fa il discorso del Montello e il Monte Cesena, che è un numero telefonico reperibile 24 ore su 24, che qualcuno risponde, e se no bisogna chiamare il 1515. Ecco, vogliamo ricordare anche il vostro numero? Sì, il nostro numero è il 339 22 53 481. Lo ripeto, 339 22 53 481. È un numero di reperibilità 24 ore su 24, e qualora la gente non faccia tempo ad annotarselo, come diceva Cristian, c'è anche il 1515. 1515 trasferisce la telefonata ai servizi forestali, che tempestivamente ci attivano. Bisogna dire che dal 2000 lo Stato, con la legge 353, ha ceduto le competenze per gli incendi boschivi alle singole regioni. Ogni regione poi ha fatto un po' come voleva, e quasi tutte hanno affidato la competenza ai vigili del fuoco. La Regione Veneto invece la gestisce attraverso i suoi apparati, tra cui le associazioni come le nostre, che sono convenzionate con la Regione Veneto. E la cosa, devo dire, che ha premiato parecchio, perché dal 2000 ad oggi non tanto il numero di incendi boschivi, che quelli non dipende mai, il numero degli incendi non dipende mai di chi li spegne, ma il numero di superficie percorsa dal fuoco, la scelta ha premiato, perché negli anni si sta riducendo sempre più, vuol dire quindi che l'apparato funziona.
anche perché affidarla a dei servizi di volontariato, associazioni che sono del territorio, dà anche una conoscenza del territorio. Gli operatori conoscono bene il loro territorio e a volte sanno come raggiungere le zone in poco tempo. Ecco, vogliamo ricordare, siete tutti volontari, quanti siete e coprite un arco di tempo della giornata di quanto? Allora, noi siamo formati da 27 volontari, questa è la nostra associazione, io sono il coordinatore, ho un vicepresidente, un segretario e gli altri sono 25 volontari. Io dico una cosa molto importante ai miei volontari, come possono essere anche i volontari delle altre associazioni, io chiamo e ho una risposta sempre immediata. In caso di emergenza io ringrazio tantissimo i volontari per il lavoro che mi fanno e quando io chiamo ho sempre una risposta e questa per noi è molto importante. E ringrazio anche i cittadini quando ci fanno anche le segnalazioni che vedono del fumo o quant'altro, perché noi abbiamo il Monte Cesena che bene o male è sorvegliato, non dico 24 ore su 24, ma quasi da tutte le persone che chiamano il nostro numero che prima abbiamo detto e comunque ringrazio e i nostri volontari comunque sono sempre pronti. Presidente. E ringrazio anche le associazioni come Grespano del Grappa che anche l'altra sera in caso di incendio ci ha chiamato per chiederci se avevamo bisogno di acqua. Presidente, vi chiedo solo un attimo di attendere perché come vi dicevo c'è stata una conferenza stampa importante, si parla di siccità, Veneto davvero a secco, per noi l'ho visto sullo schermo, eccolo qua, il nostro Federico Fusetti. Federico, buongiorno. Buongiorno Daniela, buongiorno ai telespettatori, sono con il segretario regionale del Partito Democratico, Andrea Martella, ma insomma altri esperti si sono alternati a lui per questa campagna del PD. Veneto a secco è un po' lo slogan, la cronaca ci dice che ha piovuto dai 5 ai 50 mm ieri, ma non è servito assolutamente a colmare insomma, le difficoltà che ci sono, dai 30 ai 100 mm mancavano e quindi continuano a mancare molti millimetri d'acqua per essere tranquilli. Segretario, azioni concrete, questo lanciate voi come piano, è ora di... Basta parole, è ora di passare ai fatti. Beh sì, dobbiamo affrontare una situazione che non è più un'emergenza, ma dura ormai da parecchio tempo. E per farlo bisogna avere delle misure concrete, non solamente degli slogan. Purtroppo il governo nazionale ha fatto un decreto siccità senza risorse, nominando commissario Salvini e senza delle misure davvero concrete, e nella regione Veneto c'è già un commissario da molto tempo, dal 2021, si chiama Zaia, ma anche qui i risultati concreti sono davvero modesti e le misure che sono state annunciate con la recente ordinanza sono davvero poco rilevanti per contrastare il fenomeno dei cambiamenti climatici e quindi della riduzione idrica. Oggi noi abbiamo voluto indicare una serie di azioni concrete con questa campagna che abbiamo chiamato Veneto a secco, per individuare 10 azioni attraverso le quali affrontare nella nostra regione il tema della carenza idrica, e quindi un piano per i microinvasi, un piano per la pulizia degli invasi, un piano per il controllo dei pozzi che possono essere chiusi, una politica integrata di gestione delle acque che mette insieme i consorzi, che mette insieme i comuni, una politica concreta per quanto riguarda il monitoraggio dell'uso dell'acqua. Insomma, stiamo parlando di qualcosa che riguarda la nostra vita di ogni giorno, che riguarda quella della filiera agroalimentare, che riguarda l'industria, che riguarda il mondo della sanità. È un bene preziosissimo quello che abbiamo e quindi noi dobbiamo indicare delle priorità, le abbiamo fatto e adesso continueremo con la Regione Veneto a incalzare la giunta regionale rispetto al fatto che questi programmi vengano realizzati. Ultima cosa veloce, oggi c'è stato questo studio dell'Università di Padova sulla Marmolada, sul crollo del ghiacciaio dell'anno scorso, del luglio dell'anno scorso, con 11 vittime, e siete interessati anche a questo studio? Sì, l'ho visto, lo annunciavo prima, chiederò un incontro ai docenti dell'Università di Padova che hanno presentato questo studio che spiega quali sono i meccanismi che hanno portato al fenomeno
parlavano del collasso della Marmolada. È un tema così importante, che la dice così lunga sui cambiamenti climatici, che non può essere, dopo la tragedia che è successa, passare nel dimenticatoio. Noi già l'anno scorso andammo proprio in Marmolada, io con una delegazione del PD, e per renderci conto realmente di cosa fosse successo e per indicare questa come una grande questione sulla quale dover intervenire, così come l'abbiamo fatto sul Delta del Po, e così come nei prossimi giorni lo faremo con degli eventi simbolici sul fiume Piave, sul lago di Garda e sul Delta del Po. Parlare di cambiamenti climatici significa affrontare cose concrete e produrre anche una cultura. Tutto questo riguarda anche il nostro stile di vita, il nostro modo di consumare, e non c'è dubbio che dei cambiamenti anche nella nostra vita quotidiana devono esserci. Ringraziamo il segretario Andrea Martella che è stato con noi. Daniela, ti restituisco la linea. Grazie davvero a Federico, grazie anche a Andrea Martella. Noi ora continuiamo e volevo proprio chiedere ai miei due ospiti, non più parole ma fatti, dicono, insomma, l'emergenza è un'emergenza vera ormai. Sì, vedo qui nel territorio l'anno scorso le aziende di distribuzione idrica hanno svolto parecchi lavori di manutenzione dell'acquedotto. Tuttora vedo che anche in altri paesi qui vicino si stanno facendo queste cose. Sicuramente la dispersione idrica è uno dei problemi maggiori. Avere in Italia delle reti idriche che disperdono più di quanto quello che riescono a dare alle utenze è quanto vergognoso, e spero che col tempo si riesca a risolvere questo problema, che ci porterà già ad un grande risultato. Non c'è da aspettarsi senza dubbio dei grandi miracoli dal punto di vista climatico, perché penso che la direzione sia questa e sia segnata, e quindi urge un cambio di comportamento da parte nostra, un cambio di abitudini. Questo non vuol dire di privarci della doccia, o privarci dell'andare in piscina, o privarci di abbeverare il giardino. Va fatto senz'altro in un'altra ottica, con altri sistemi. Senz'altro le tecnologie ci verranno in aiuto, e speriamo appunto anche che le dispersioni idriche vengano arginate il più possibile in futuro. Grazie davvero, grazie a Matteo Righetto e Cristian Tesaro, grazie per essere stati con noi. Grazie a voi. Grazie, buon lavoro. Grazie. Io prima ho visto sullo schermo già, chiedo scusa che l'abbiamo fatta attendere, Roberta Nesto, sindaco di Cavallino Treporti. Intanto buongiorno. Buongiorno a lei e a tutti i telespettatori, è un piacere essere qui con voi. Insomma, purtroppo abbiamo parlato di emergenza idrica, abbiamo parlato di un Veneto che è davvero a secco nonostante la pioggia di questi giorni. Questo riguarda un po' tutti i territori, insomma, anche quelli marittimi ovviamente. Allora, una grande preoccupazione c'è in tutti i nostri territori, prima di tutto per l'agricoltura, perché il prodotto agricolo è una base molto importante, anche un veicolo molto importante per tutte le altre azioni dei nostri territori, oltre che per la nostra vita quotidiana. Quindi oggi abbiamo l'emergenza per l'agricoltura, ma poi ovviamente anche la preoccupazione per la stagione c'è, perché si aprirà, i nostri territori saranno accoglienti per i turisti, e quindi oltre alle esigenze della residenza c'è anche la necessità per i nostri ospiti. Abbiamo fatto delle call con Regione Veneto, con anche le società erogatrici dei servizi e anche con i consorzi di bonifica, e devo dire che il quadro che ne esce è un quadro sicuramente preoccupante, ma anche di grandi investimenti che sono stati fatti nel corso del tempo, di misure a volte di breve periodo, a volte di lungo periodo, che ne nascono. Quindi non è vero che non ci sono i fatti ci sono, bisogna saperli leggere, bisogna vederli con le società incaricate, con l'ente competente, e in questo caso i sindaci ovviamente non lo sono. Però noi come sindaci abbiamo posto una semplice domanda:
Dobbiamo preoccuparci, ci sarà bisogno di contingentare l'acqua per la cura delle persone e ci è stato detto di no. Per quanto riguarda alcune attività dovrà essere utilizzata con particolare cura e alcuni stratagemmi, dico, alcune misure di breve periodo sono già praticamente attivate. Non ci si deve far trovare impreparati. Credo che sia questa la cosa e anche il motivo conduttore di questo periodo. E tant'è che devo ringraziare i consorzi di bonifica, gli enti gestori, Veritas in primis, che è quello che serve noi, ma anche soprattutto Regione Veneto e il commissario, perché stanno sul pezzo e sono molto attivi. Sente, parlando invece di una cosa un po' più positiva, quella del Pasqua Pasquetta, è stato insomma un assalto al mare, poi sentiremo anche il sindaco Barbierato che si collegherà con noi anche alle terme, insomma un tutto esaurito. Ora si aspetta insomma una nuova prospettiva positiva anche per i ponti di aprile e maggio. Allora, la Pasqua e la Pasquetta sono andate molto bene, glielo confermo, su tutta la nostra costa veneta. Abbiamo avuto anche dei segnali veramente molto importanti, superato ampiamente quello che erano le presenze del 2019, però si tratta di un'apertura. Quindi viene da dire che se il buongiorno si vede dal mattino è sicuramente un buongiorno, però non dobbiamo stare seduti sugli allori, dobbiamo curare almeno 3 aspetti che non sono da poco, che sono sicuramente la nostra ricettività deve continuare a fare il suo, tutte le aziende dei servizi collegati al ricettivo devono continuare a fare il loro e dobbiamo continuare a fare reputazione e promozione dei nostri territori, perché nulla viene da nulla e noi quindi adesso stiamo avendo il risultato di azioni importanti fatte e dobbiamo andare avanti. Non dobbiamo demordere, questo lo dico sempre a tutti, perché ritengo che non tutti avranno risultati positivi. Gran parte delle aziende e soprattutto quelle che hanno investito continueranno ad avere dei risultati positivi, ma io sono preoccupata perché ci sono anche aziende che per tanti motivi non hanno potuto o non hanno saputo investire e che quindi rimarranno indietro. E i nostri territori invece devono essere trainanti a 360 gradi e dobbiamo avere imprenditori soddisfatti e lavoratori ancora più soddisfatti, e questa è la grande sfida. Il momento è sicuramente buono, ma non dobbiamo star seduti sugli allori. Ecco, lei diceva ci sono aziende che non hanno saputo o potuto investire, sono parecchie secondo lei nel territorio? Allora dobbiamo fare dei discrimine e guardare settore per settore. Quindi sicuramente l'open air, il settore dei campeggi, è un settore nel quale sono stati fatti nel corso dell'ultimo decennio degli importanti investimenti e da questo punto di vista io sono convinta che avrà un grande risultato, già i dati sono importanti. Nell'hotellerie, negli hotel, c'è una situazione sicuramente più disomogenea e ci sono stati tanti investimenti importanti e tante località, però bisogna che ci siano delle misure ancora più importanti. L'extra alberghiero credo che manchi fondamentalmente anche una norma chiara che agevoli chi mette in locazione, soprattutto locazione turistica, e chi invece sfrutta le seconde case in situazioni abnorme al limite a volte della legalità. Quindi questi sono ordini di grandezza diversi. Poi abbiamo tutto il tema del commercio, degli esercizi di vicinato e dei servizi. Lì avremo bisogno veramente delle misure che consentano ai nostri imprenditori di investire in maniera importante, perché un turista che viene da noi viene sicuramente per il ricettivo, ma viene per tutta la località e la località è fatta dal ricettivo, come ho già detto, ma anche dai servizi, viene da quello che si mangia, da quello che si vede, dal paesaggio, ma anche da quello che si può comprare. Quindi abbiamo bisogno di un sistema sinergico che funzioni ancora di più e oggi il nostro turista ce lo chiede perché è curioso, perché non sceglie più una struttura, un hotel, un campeggio, un appartamento, ma sceglie la località. Ecco, Sindaco, il problema della manodopera, che è quella che insomma sappiamo essere uno dei problemi
più diciamo discussi in questo periodo, cioè dicono cerchiamo la manodopera, però la manodopera non c'è, invece i lavoratori dicono sì, noi ci siamo ma non c'è il lavoro, un po' il cane che si morde la coda. Ma com'è la situazione attualmente, soprattutto perché siamo in vista ormai della stagione estiva? È una situazione sotto certi punti di vista drammatica, perché abbiamo molto spesso l'incrocio di domanda e offerta, come lei sta dicendo, non è così semplice e non è così efficace. A volte abbiamo poi, tra l'altro, le assunzioni che vengono fatte quando si è già in piena stagione, quindi non si ha il tempo di formare i lavoratori se ce n'è bisogno, e quindi è un grande tema. Io credo che ci sia bisogno di modifiche strutturali da una parte per agevolare il datore di lavoro, che quindi assuma per tempi più lunghi, se non a tempo indeterminato, i propri dipendenti, e che quindi possa formarli, non formarli in piena stagione ma formarli anzitempo, in maniera tale che siano in grado di affrontare l'impatto dei numeri grandi del pieno della stagione, e dall'altra per i lavoratori che oggi come oggi, faccio un esempio, un lavoratore stagionale spesso non riesce a farsi il mutuo per la sua prima casa, quindi abbiamo un sistema che penalizza entrambe i fronti di questo rapporto, sia il lavoratore sia il datore di lavoro. Credo che vada riformato e che ci sia la necessità di far capire come lavorare nell'ambito del turismo possa essere anche bello, possa dare grandi soddisfazioni. Ovvio che ci sono anche i rovesci della medaglia, cioè abbiamo a volte delle situazioni in cui i nostri lavoratori nel settore del turismo lavorano quando gli altri si divertono. Deve esserci una contropartita, deve esserci la bellezza del lavoro, deve esserci la retribuzione adeguata, deve esserci la soddisfazione di fare un lavoro importante. E io credo poi che il futuro ci porti ad avere la necessità sempre di più di formazione, e su questo dobbiamo investire in persone che abbiano una stabilità di rapporto, una continuità di rapporto. Ed è su questo quindi che io mi permetto di dire che 3 o 4 cose sono, come dire, emergenziali. Cioè, prima di tutto, dare soddisfazione al lavoratore. Quindi il lavoratore deve avere quelle 2 o 3 cose che gli servono per star bene. La retribuzione, la possibilità di avere un welfare che funzioni, e anche la possibilità di farsi un mutuo, comprarsi una casa, vivere con serenità. Il datore di lavoro deve avere la defiscalizzazione, deve consentire di formare i propri collaboratori come ne ha la necessità il mercato in generale e l'imprenditore in particolare, ma deve farlo nei periodi di bassa stagione, deve farlo con manovre adeguate. E credo che questo farebbe bene a tutto il sistema paese, a tutta l'Italia. Ora non so se si è già collegato con noi Federico Barbierato, ancora non lo vedo sullo schermo, quindi aspettiamo che si colleghi con noi, e lo vedo forse, no? Vediamo, eccolo qui, lo vedo già. Sindaco, buongiorno, non so se mi sente già. Io la sento bene, grazie. Sindaco, stiamo parlando anche con la sindaca di Cavallino Tre Porti, stiamo parlando della questione turismo, abbiamo visto Pasquetta, un tutto esaurito al mare, ma anche un tutto esaurito alle terme, sindaco. Sì, abbiamo registrato quasi oltre il 95% di occupazione delle camere, e una previsione che è un dato che è andato oltre le previsioni, perché abbiamo avuto anche delle prenotazioni last minute. Purtroppo il turismo oggi si muove anche in questa modalità. C'è soddisfazione, c'è molta curiosità anche per i prossimi mesi, perché non ci nascondiamo che abbiamo molti ponti, abbiamo un ritorno del turismo straniero, soprattutto di lingua tedesca e francese, e austriaci, e quindi pur mancando il turismo russo, direi che quest'anno potrebbe essere l'anno dei record per Abano Terme. Ecco, diceva, è cambiato il turismo, è anche più un turismo last minute, diceva? Sì, abbiamo una tendenza, credo, comune a molte località turistiche, dove le prenotazioni avvengono non tanto
qualche mese prima, ma qualche settimana o addirittura qualche giorno prima. È un cambiamento in atto da parecchio tempo che ormai rappresenta una parte da gestire, non facile, perché quando abbiamo prenotazioni last minute è evidente che le imprese vanno in tensione, devono sapere gestire bene, e credo che gli imprenditori nostri siano preparati anche a questo. È un'ulteriore complessità rispetto a un turismo che ormai da un decennio ha cambiato pelle. Siamo pronti, questa città vuole mantenere la leadership delle città italiane termali, perché nel 2022 abbiamo fatto oltre 1.900.000 presenze, quindi ci siamo avvicinati ai record del 2019. Credo che il territorio offra parecchie opportunità, oltre alla salute, oltre alle terme, anche un paesaggio collinare e i nostri colli che sono all'avanguardia anche come proposta sul bike, sull'enogastronomia, quindi ci sono parecchie opportunità che possiamo attivare anche per diversi target di turismo. Ecco, volevo chiedere sia alla Sindaca Nesto che a lei, ma vi aspettavate, Sindaco Barberato, vi aspettavate un'esplosione così, insomma, di arrivi e anche di superare, insomma, quelli che erano state le prenotazioni del 2019? Noi avevamo creato le premesse insieme alla collaborazione molto attiva con i privati, avevamo creato le premesse per tenere sempre il collegamento attivo anche durante il Covid con tutti i clienti che ci conoscono. Questa ripresa forte avviene soprattutto grazie al turismo italiano, quindi un turismo diciamo di prossimità, si sta rafforzando anche con il ritorno degli stranieri. L'attività che abbiamo fatto durante il Covid e subito dopo il Covid di continuare la promozione soprattutto in Italia, adesso la reinizieremo anche per i mercati esteri, sta pagando, siamo contenti. Certo è che abbiamo un problema adesso di altro genere, che non è tanto l'afflusso dei clienti quanto la mancanza di personale per le strutture ricettive, che quindi sono impegnate non solo a promuovere la loro attività verso i turisti, ma anche verso i lavoratori. È un tema importante quello che stiamo affrontando, anche quello degli alloggi. Anche qui nella zona termale dobbiamo fare qualcosa per dare alloggio anche a tutte le centinaia di lavoratori che arrivano da fuori regione. Stesso problema anche per voi, Sindaco Nesto? Allora, sicuramente anche per noi, però vede, il problema è se lo si prende dalla coda diventa sempre un problema, cioè trovare gli alloggi per i lavoratori stagionali che vengono e che vanno. Io credo che sarebbe prima di tutto da cercare di strutturare dei rapporti continuativi in maniera tale che i nostri paesi o i paesi limitrofi abbiano lavoratori stanziali, e questo aiuterebbe molto, perché sarebbe non un costo per la struttura, mi permetto, ma non un costo per la struttura, ma un costo... Sindaco, non la vediamo più. La sentiamo ma non la vediamo più. Mi sentite? Perfetto, è un problema di linea, ma continuo il discorso che è importante. Assolutamente. Allora, il tema è importantissimo, perché se riusciamo ad avere lavoratori stanziali andiamo sicuramente meglio tutti e non diventa un fenomeno che va e che viene, e quindi con tutte quelle misure di cui parlavo poc'anzi. E poi c'è l'altro aspetto, che sicuramente c'è bisogno di alloggi per i dipendenti, ma c'è bisogno di un welfare generale per i dipendenti stagionali, perché questo farebbe la differenza. E abbiamo anche nelle spiagge in tutta la costa veneta, ma non soltanto nella costa veneta, il problema del reperimento dei lavoratori, e quindi l'alloggio può fare la differenza. A volte procurare l'alloggio, ecco, credo che la mia linea sia tornata, eccola qua. Procurare l'alloggio aiuta nel consentire che i lavoratori arrivino da altre regioni. E poi c'è tutto il tema del reddito di cittadinanza, certo, che per fortuna mi pare che ormai sarà riformato, perché aveva creato delle difficoltà soprattutto nel reperimento della manodopera in altre regioni, non nel Veneto.
Ovviamente la soddisfazione quindi dei numeri che ci sono stati, che sono il frutto di un grande lavoro fatto in epoca pre-pandemica, ma anche in epoca pandemica, ci fa ben sperare che anche il sistema si riequilibri. Ecco, Sindaco Barbierato, cosa vi aspettate per quest'estate? Insomma, ormai è alle porte la stagione. Ma ci aspettiamo ancora un trend di questo genere che probabilmente aumenterà anche dopo nella seconda metà dell'anno. È evidente che dobbiamo, tornando al discorso del personale, della manodopera che serve a questo territorio e in generale al settore del turismo, credo che vada affrontata anche il tema con la scuola. Noi abbiamo una scuola alberghiera di eccellenza che lavora per formare figure di personale che può servire alla nostra hotellerie. È evidente che il rapporto scuola-impresa va potenziato. Noi su questo stiamo facendo un percorso con l'associazione di categoria, perché vorremmo anche noi che tutti i ragazzi che terminano gli studi all'Istituto Alberghiero di Abano poi trovassero una buona possibilità, opportunità di crescita all'interno del nostro territorio. Questo sicuramente è un passaggio, diciamo, non facile da affrontare, che va affrontato con le associazioni e sul quale però credo che otterremo qualche risultato in più rispetto a quello che abbiamo ottenuto finora. Ecco, questo poi fra l'altro risolverebbe anche veramente l'annosa questione della manodopera, proprio come molti ci dicono, insomma, cercano manodopera ma non si trova. Esattamente, sì, questo è un tema che riguarda un po' tutto il turismo in generale. Io sono stato all'estero in qualche occasione quest'anno, anche lì c'è una richiesta molto alta di professionisti, di personale, soprattutto sul tema ristorazione, sul tema hotellerie, quindi è un tema un po' che abbraccia un po' tutto il settore turismo a livello internazionale. Noi che siamo un comune ad alta densità turistica sicuramente dobbiamo rafforzare molto il rapporto con la scuola alberghiera, perché crediamo che da lì possa venire molto per il nostro territorio. Ecco, toccando anche un ultimo appunto, era quello che ci diceva lei prima, insomma il ritorno di anche comunque sì, il turismo italiano ovviamente che è tornato, ma anche il turismo straniero. Abbiamo sentito insomma Pasqua Pasquetta davvero tantissimi turisti stranieri. Sì, noi abbiamo un grande vulnus che è quello del turismo russo, che ante Covid era diventato il terzo mercato. Abbiamo saputo sostituirlo con gli italiani e con il ritorno degli austriaci, dei tedeschi, dei francesi. Questi ultimi apprezzano molto le nostre cure termali, sono molto attenti al tema della salute e quindi probabilmente è un turismo che poi per noi è un turismo non mordi e fuggi, è un turismo che spende molto sul territorio, che permane sul territorio il doppio del turismo italiano, quindi sicuramente la promozione all'estero che stiamo facendo e che continueremo a fare può portare dei risultati diciamo ritornando ai livelli ante Covid. Questo vale anche ovviamente per il mare, Sindaco. Allora, noi ovviamente abbiamo una situazione un po' diversa, nel senso che il turismo tedesco, che è la grande parte del nostro turismo, oltre a quello italiano, di paesi di lingua tedesca, fanno la maggioranza dei turisti, spesso di tante località. Cavallino Treporti arriviamo quasi, superiamo ben l'80% dei turisti di lingua tedesca, sono la percentuale maggioritaria. In altre località a volte c'è il 50-50 o giù di lì. Quindi tra italiani e turisti di lingua tedesca questa è la conformazione della torta dei paesi di frequentazione della costa veneta. Quindi noi abbiamo avuto nel 2020 circa una chiusura della stagione al 50%, ma già dal 21 abbiamo recuperato molto bene e abbiamo recuperato ovviamente benissimo nel 22 e quest'anno teniamo le dita incrociate. Ovviamente l'ho detto in esordio di questa trasmissione, non dobbiamo stare seduti sugli allori, dobbiamo assolutamente
continuare le nostre azioni a 360 gradi, l'abbiamo fatto, lo continueremo a fare, ovviamente anche in sinergia con Regione Veneto, che sta dando una grande mano ai nostri consorzi di promozione turistica. Noi tra l'altro siamo molto fieri perché abbiamo un coordinamento tra i consorzi di promozione turistica che è Venice Sense, abbiamo un coordinamento importante tra i sindaci, che è la conferenza dei sindaci del litorale, e quindi mi permetto di dire due numeri, perché è molto importante. Allora, la Costa Veneta esprime 22 milioni di presenze turistiche. È la prima costa d'Italia, abbiamo superato l'Emilia-Romagna e questa costa secondo me sta lavorando a singoli comuni molto bene, da San Michele a Tagliamento con Bibione, a Caorle, a Eraclea, a Jesolo, a Cavallino Treporti, a Chioggia, a Rosolina e via di seguito, ovviamente anche Lido di Venezia, ma sta lavorando anche molto bene in maniera sinergica, appunto con gli istituti sia di concertazione tra i sindaci delle politiche, ma anche delle concertazioni delle politiche di promozione tra i consorzi e Venice Sense. Quindi siamo veramente soddisfatti perché da soli ormai non si va da nessuna parte, bisogna che ci sia un'azione di coordinamento e di condivisione. Negli altri paesi la promozione viene fatta dallo Stato, dagli stati, no? In Italia non abbiamo avuto nei decenni scorsi sempre una politica di promozione efficace. L'Italia si promuove da sé per tutto quello che è tantissimo che abbiamo, ma non dobbiamo più star fermi e quindi la Costa Veneta oggi, anche per il primato dei numeri, ha una grande responsabilità che sta esercitando. Dobbiamo andare dovunque ci sia bisogno di andare, ma dobbiamo andare insieme, confrontandoci, coordinandoci e avere un'azione condivisa. Certo. E Sindaco Barberato, la promozione che è quella sulla quale puntate anche voi. Sì, anche noi abbiamo un consesso di altri comuni, abbiamo un OGD, un organismo di gestione della destinazione che prevede il coinvolgimento di 16 comuni dell'area Terme Colli, perché è necessario un coordinamento delle politiche di promozione, anche delle politiche di commercializzazione di questa destinazione. Sicuramente dobbiamo fare meglio, perché è vero che nel passato non sono state molte e sono sempre meno le risorse per la promozione, però dobbiamo usarle nel migliore dei modi. Ecco che un coordinamento e anche mi aspetto qualcosa in più dalla Regione in termini anche di risorse per il turismo, che rappresenta un 13% del nostro prodotto interno lordo, e tutto questo, l'efficienza nell'usare le risorse e magari un aumento di risorse dedicate al turismo che sta trainando un po' la ripresa della nostra economia, credo che questo binomio possa essere il binomio che fa definitivamente risorgere un territorio veneto che fa del turismo uno dei suoi punti di forza. Io ringrazio davvero Roberta Nesto per essere stata con noi e ringrazio Federico Barbierato, grazie davvero. Insomma, ora si punta davvero su questi due ponti, quello di aprile e maggio, e poi si apre la stagione estiva. Grazie davvero, grazie a tutti e due, grazie e buon lavoro. Arrivederci. Grazie a lei, buon lavoro, arrivederci. Bene, noi adesso ci fermiamo, ci sono le previsioni del tempo, subito dopo una piccola pausa pubblicitaria, poi torneremo in studio con il dibattito politico. Tremonti, attrezzature e materiale per saldatura professionale a Montebelluna. Bentrovati al meteo. La perturbazione si allontana dall'Italia, ma nella giornata di venerdì 14 aprile influenzerà ancora il nostro territorio. Vediamo insieme il dettaglio. Sul Veneto al mattino ci saranno ancora tante nuvole e alcune deboli precipitazioni. In seguito esaurimento dei fenomeni a partire dai settori più occidentali della regione fino a risultare generalmente assenti nel pomeriggio, con anche qualche schiarita. Temperature stazionarie minime tra 3 e 8 gradi, massime tra i 12 e i 18 all'incirca. Ci spostiamo ora sul Friuli Venezia Giulia. Anche qui in mattinata piogge moderate. Nel pomeriggio migliora, ma non è escluso ancora qualche locale rovescio, specie sui settori più orientali.
Temperature minime tra 4 e 7 gradi, massime sui 10-12 gradi. Infine diamo uno sguardo al Trentino Alto Adige. Avremo anche in questo caso isolati fenomeni. A inizio giornata poi sarà decisamente più soleggiato. Temperature minime intorno ai 3-4 gradi, massime sui 16-17 all'incirca. Dal meteo per ora è tutto, vi do appuntamento al prossimo aggiornamento. Tremonti, attrezzature e materiale per saldatura professionale a Montebelluna. Siamo tornati nuovamente in studio, vi presento subito gli ospiti che sono qua in studio e invece l'ospite che si è collegato con noi. Sono Fabio Crea, Fratelli d'Italia, buongiorno. Buongiorno a tutti. Poi abbiamo Luigino Rancan, Popolo della Famiglia, buongiorno. E collegato con noi, lo vedo sullo schermo, Giuliano Guidotto, Movimento 5 Stelle. Buongiorno anche a lei. Buongiorno a lei e ai suoi ospiti. Dunque, partiamo subito con una domanda all'avvocato Crea, insomma, candidato fino a pochissime ore fa e poi a un certo punto l'abbiamo visto scomparire dalla lista. Insomma, chiediamo subito, abbiamo sentito ieri, fra l'altro, le parole via il dente, via il dolore. Esatto, abbiamo visto ieri, insomma, le parole di Montuori, sentiamo un po' lei. No, intanto una correzione terminologica e anche concettuale ed elettorale. Candidati sia quando si presenta alla lista, quindi non è che fossi candidato fino alla presentazione delle liste, nessuno è candidato, sono tutti potenziali candidati. No, in realtà sono uscite delle varie interpretazioni, più che interpretazioni sono delle illazioni rispetto a quello che è la verità e che è il comunicato congiunto mio e del partito. La questione è assolutamente semplice, e cioè il fatto che fortunatamente a causa della mia attività professionale, che già mi ha sempre comportato nel corso degli anni un crescendo di erosione del tempo disponibile al di fuori della professione, già nel corso di avvicinamento alla presentazione delle liste c'era una difficoltà da parte mia di pensare di poter conciliare i due aspetti. In ultimo, siccome nella mia attività professionale ho anche aperto fortunatamente degli studi all'estero, in considerazione di questi si sono aggiunti 2 impegni professionali proprio all'estero molto importanti, che avrebbero comportato l'impossibilità da parte mia di svolgere una campagna elettorale così come seriamente deve essere condotta, a contatto con gli elettori, a contatto con la città, dando disponibilità al partito, agli elettori e anche in caso di auspicata elezione successiva. Queste condizioni già difficili prima si sono ulteriormente, tra virgolette, aggravate, quindi si è deciso seriamente con il partito di fare un passo indietro, e io spero che questa polemica si chiuda, insomma, queste interpretazioni giornalistiche si chiudano, perché sembro più un candidato sindaco che un candidato consigliere comunale. Apprezzo l'attenzione che la stampa ha nei miei confronti, nei confronti del partito, però devo dire questa è l'unica ragione. Una fortunata ragione perché riguarda ovviamente l'attività professionale. Sarò vicino al partito, come ovvio che sia, per quello che posso essere utile, e quindi andiamo per vincere al primo turno questa tornata elettorale. E poi sentiremo anche loro. Ma ci sarà la possibilità di una nuova insomma, candidatura in futuro? Ma visto il crescendo, o meglio l'erosione del tempo al di fuori dell'attività professionale, credo che se continuerà così sarà difficile. No, seriamente al momento non è un pensiero, non è neanche, leggevo stamattina su un quotidiano di una prospettiva, insomma, di candidatura europea, non è nei programmi. Ecco. Adesso concentriamoci sul vincere il Comune di Treviso. Dunque, partiamo insomma da una notizia che era già apparsa ieri. Parliamo di sicurezza, di trasporto pubblico. Ieri l'abbiamo sentito, insomma, un altro 14enne che è stato, un 14enne che è stato rapinato da un 20enne all'interno di un bus della MOM. Poco c'entra ovviamente la MOM e l'autobus, però insomma si ritorna a parlare di sicurezza, di giovani. Giovane è il rapinatore, giovanissima è la vittima. Si potrebbe fare qualcosa di più, Luigi Rancan? Allora, sì, Treviso è una città turbolenta, usiamo questo termine. Sembra che dai dati sia una delle città più tranquille d'Italia, però i problemi ci sono, soprattutto legati alla fascia giovanile.
perché questi giovani si comportano in una certa maniera. Vuol dire che c'è un disagio giovanile che può partire dalla famiglia, come può partire da una carenza di servizi che vengono offerti a questi giovani. Per servizi intendo servizi culturali, servizi sportivi, servizi, oserei quasi dire anche di passatempo, come questi giovani si possono trovare, aggregarsi, parlarsi senza arrivare a degli scontri a riguardo. Proposte che possiamo fare noi, va bene, al di là del discorso di incrementare le forze dell'ordine, di coordinarle meglio, che questo penso sia una regola generale. Credo che come amministrazione comunale, quindi la futura amministrazione comunale, e se avremo la fortuna di essere presenti in questa amministrazione, ci impegniamo in questo senso, di proporre qualcosa a questi giovani, qualcosa di valido, di valoriale a questi giovani, in modo che non abbiano da perdersi in altre iniziative. Se vuole, un'esperienza, ho fatto il sindaco, anch'io ho fatto l'assessore, sempre appassionato di politica da quando avevo 17 anni, adesso ne ho qualcuno in più. Ecco, quello di coinvolgere i genitori di questi giovani. Certo. Ad esempio l'esperienza mia, quando succedevano questi fatti, convocavo in municipio i genitori. Esperienze non tanto esaltanti, a dire il vero, perché anche i genitori molto spesso si mettono sulla difensiva del figlio, certo, anche se il figlio ha fatto il malanno. Però, insomma, almeno coinvolgere la famiglia. Questo è un tema che, insomma, della sicurezza le piace? Dipende da quale punto di vista mi piace, perché potrebbe essere confuso. No, devo dire che rispetto a quello che diceva Rancan, rispetto a quello che si è letto nei settimane, nei mesi relativamente alla situazione di Treviso, dissento in parte dal qualificare Treviso una città turbolenta. Direi che insomma una città abbastanza, direi tranquilla sotto certi aspetti, altri saranno da, come dire, modificare, ma insomma parlare di città di turbolenza, ci sono altre realtà. Detto questo, devo dire che l'episodio sull'autobus non lo omologherei assolutamente, in maniera assolutamente, non la sovrapporrei alle questioni che invece più diffusamente si verificano all'interno della città. Vero è che c'è un aspetto, che è quello che indicava Rancan, di un disagio giovanile. Dissento però da una ricostruzione voluta soprattutto dai candidati sindaci tanto del terzo polo quanto del centro-sinistra nell'individuare ciò che si è verificato, si verifica all'interno della nostra città, dove c'è un protagonismo importante da parte dei giovani, esclusivamente come un problema di disagio giovanile, perché il disagio giovanile, che può riguardare tutto lo spettro dei nostri ragazzi, adolescenti o di altra età, evidentemente se ha dei comportamenti che vanno al di fuori non del senso civico ma della legalità, è ovvio che sarà uno delle componenti il disagio giovanile, ma c'è anche una componente di criminalità da parte di determinati soggetti, ancorché minorenni o non solo minorenni, e anche se solo giovani. Questo lo dico perché focalizzare esclusivamente l'attenzione, come fa il candidato De Nardi o anche il candidato del terzo polo, alla mancanza degli operatori di strada, eccetera, è certamente importante. Non è solamente quello il luogo dove si deve o si può operare, perché bisogna andare a monte, però dire che il problema che evidenziano loro delle problematiche di criminalità o comunque di azioni poco urbane nella città di Treviso è dovuta alla mancanza di operatori di strada, direi che è sufficientemente riduttivo, ma soprattutto non coglie il senso integrale del problema. Devo dire, e finisco perché non voglio togliere spazio, che il problema è certamente esistente ed è un problema che secondo noi, come Fratelli d'Italia, e quindi in questo senso faccio anche un assist a Popolo della Famiglia, nasce soprattutto per una disgregazione dei nuclei familiari, cosa che per noi è elemento
fondamentale, cioè il nucleo familiare, la famiglia naturale come quella che ci siamo sempre rappresentati. Oggi i valori della famiglia sono totalmente disgregati e purtroppo la scuola può, non so se faccia tanto, può fare tanto, ma quello che deve fare in maniera che chi dà le basi si costruiscono all'interno della famiglia. Tutto il resto è un completamento assolutamente importante per la formazione dei giovani, le cui basi però si costruiscono nella famiglia. Più ci sarà disgregazione di quello che è il nucleo fondante della nostra società e maggiori saranno i problemi. Disagio giovanile, criminalità. Il problema sarà sempre una palla di neve che rotola. Giuliano Guidotto, lei è d'accordo? Guardi, io credo che non esista la criminalità a Treviso, sono episodi così li definirei burleschi, veda lei, insomma, ecco, ovvio che la gravità di uno che sale in un mezzo pubblico e come è accaduto tempo fa magari picchia perché non ha il biglietto il conducente o instaura una lotta con un altro ragazzo o qualcuno, questa non è una cosa, è ovvio che diciamo possiamo definirli magari teppisti, atti isolati fatti da teppisti. Certo è che dobbiamo fare un'analisi e guardarci un po' indietro. È ovvio che deriva tutto dall'ambiente, dal lavoro, dalla famiglia, da tutte queste componenti che diciamo sempre, che parliamo sempre, che spieghiamo sempre, ma che effettivamente nessuno prende mai in mano. Ora io chiedo e dico, in questi 5 anni del governo Conte a Treviso non è stato mosso, oserei dire, dito forse troppo, un pelo in questo senso per l'aiuto alle famiglie. Certo, veniamo da una situazione post-Covid che ha creato molto disagio ai giovani. Dobbiamo anche pensare che questi giovani fanno fatica a trovare lavoro. Non direi che i lavori ci sono e i giovani non vanno a lavorare, i giovani vanno pagati adeguatamente. Le famiglie che crescono questi ragazzi, spesso le famiglie lavorano, portano i bambini dagli asili nido quando i bambini sono piccoli agli asili e alle scuole, quasi tutte a tempo pieno. Sono cresciuti a scuola, le scuole hanno delle responsabilità in questo perché è ovvio che insegnano. Probabilmente dovremmo istituire nelle scuole l'educazione civica che manca da molti anni, il senso civico della cosa, il rispetto della cosa pubblica. Cioè, queste sono tutte cose che diciamo. Cosa bisogna fare? Beh, cominciamo dalla famiglia, cominciamo, il comune cosa può fare? Iniziamo a ampliare per esempio gli asili nido. Lo sapete che a Treviso è una delle ultime città italiane in questo senso e in questo settore. Ci sono sì degli asili nido privati, ma costano cifre spropositate rispetto a quelle che sono le entrate di una famiglia normale che lavora. Pertanto i genitori sono costretti o a portare i ragazzi dai nonni o arrangiarsi in qualche modo. Non hanno questa base, questa possibilità per avere questa base, questa istruzione. Cioè questo il comune, in questa materia il comune può fare molto, può fare delle politiche per la famiglia e politiche per aiutare i genitori a fare questo. Poi è ovvio che l'episodio capita, guardi che in tutte le generazioni, anche la mia o quella dei suoi ospiti, c'era il teppistello e c'era chi si preoccupava solo di causare litigi o altro che non serviva, insomma. Fabio Crea. No, visto che parlava di asili, devo dire che non esistono solo asili privati o asili pubblici, esistono anche le scuole paritarie. Mi pare che il Movimento 5 Stelle su questo, mi ricordo nel 2020, non vorrei sbagliare, ma come dire, in pieno lockdown si era rifiutato a livello parlamentare, ovviamente a livello governativo, di concedere un sostegno ulteriore alle scuole paritarie. Studi anche della nostra regione hanno dimostrato nel corso degli anni che il costo pro capite di un bambino alle scuole paritarie, che sia asilo nido, che sia altro, è assolutamente inferiore rispetto a quello della scuola pubblica, perché c'è un intervento da parte degli organismi
che gestiscono le scuole paritarie che è maggiormente efficiente rispetto a quella della scuola pubblica, e quindi il costo a carico dello Stato piuttosto che degli enti locali è un costo inferiore rispetto a quello che la collettività paga per gli asili pubblici. Quindi quando facciamo questi ragionamenti, al di là del fatto che Guidotto ha elencato tutta una serie di questioni che non attengono direttamente all'amministrazione comunale, quindi alla giunta, quindi al sindaco Conte negli ultimi 5 anni, ci sono degli aspetti che vanno valutati nel loro complesso, e quando si presenta una dicotomia pubblico-privato non si tiene conto che nel nostro territorio, in Italia, c'è un sistema molto importante, che è quello delle scuole paritarie, che va non soltanto sostenuto ma va anche ampliato. Posso? Sì, certo, no. Certo. Volevo dire che non possiamo prendere ad esempio il governo Conte in piena pandemia. Ovviamente sono stati stanziati dei soldi e bisognava pensare un po' a tutta la popolazione italiana. Ha ragione quando dice questo, ma queste sono cose che ci portiamo dietro da anni. I governi prima del governo Conte nessuno l'ha mai fatto. Però Guidotto... Aspetti, scusi un attimo. Prego. Scusi un attimo. Questo. Poi, per quanto riguarda il comune e il governo Conte, gli asili nido comunali spettano al comune. Certo. Lei lo sa che a Treviso è la provincia col minor, questo è uno studio di Open Police, vada a vedere, è il comune col miglior numero di asili nido, comunali parlo, poi privati, ma parliamo del raddoppio delle cifre. Se un asilo comunale può costare 300 euro, un asilo privato costa 600 euro. In questo senso io intendo cosa può fare il comune. Poi che il governo Conte, parlo Conte nazionale, abbia, come dice lei, un po' latitato in generale, dobbiamo tenere presente però che erano tante le persone da aiutare in quel momento. Certo, non però è il governo Conte non volesse aiutare le scuole paritarie. Però il 30 dicembre, all'alba o al tramonto, vediamo, della presentazione della legge finanziaria, Antonio Caso, che saprà essere un deputato del Movimento 5 Stelle, ha affermato in maniera perentoria che l'emendamento del governo di introdurre 30 milioni per le scuole paritarie è uno schiaffo alla scuola pubblica. Quindi, in un certo senso, prendendo una posizione diciamo molto pubblicistica e molto meno, non dico privatistica, ma a supporto delle scuole paritarie, parlando di 30 milioni non stiamo parlando di miliardi, che evidentemente non sono nell'ambito della valutazione della politica, legittimamente ma erroneamente, dei 5 Stelle. Ma guardi che, mi scusi ancora, che il pubblico, come dice lei, può avere un prezzo politico, il privato deve avere un prezzo che rende, è diverso il discorso. Però come se dice lei va a confrontare... Paritaria. Come? Dico, se va a confrontare i dati economici del costo a carico dello Stato, di quanto è il costo di un bambino o di un adulto, insomma, all'interno delle scuole paritarie rispetto al costo della scuola pubblica, vedrà che c'è un rapporto quasi di 1 a 5. Quindi è evidente che c'è un problema di efficientamento finanziario, di capacità di gestione della spesa pubblica all'interno della scuola pubblica rispetto alla capacità dimostrata dagli enti che gestiscono le scuole paritarie. Tutto qua. Certamente, su questo. Scusi, vorrei far parlare anche il candidato Rancan. sindaco. Sì. Che sono candidato sindaco. Esatto. Quindi dovessi essere... No, l'idea che mi è venuta... Allora teniamo conto anche dell'efficienza, si parlava di costi, della scuola statale, prettamente statale o comunale, e della scuola paritaria. Sì. L'idea nostra, che è già sperimentata in altre regioni, è quello di creare, chiamiamolo un bonus, che la famiglia può spendere. Ecco il discorso del popolo e famiglia, incentrare sulla famiglia, in modo che sia la famiglia che ha questo bonus dato dallo Stato, e poi la famiglia sceglierà dove spendere questo bonus. Può sceglierlo nelle scuole comunali o statali come nelle scuole paritarie. Il termine stesso paritario dice che questa scuola è alla pari di quella dello Stato, non è che sia una scuola di una graduatoria inferiore, usiamo questo termine, quindi è paritaria allo Stato. E perché lo Stato allora spende 7 per la sua scuola e spende 1, 1,5, 2 solo per la paritaria quando dà il contributo? E che questo è un punto da risolvere, e probabilmente con il bonus dato alla famiglia sarà la famiglia a scegliere la struttura più idonea per i propri figli. Questo quindi... E una proposta può essere una proposta... Questa è una proposta appunto che... da gestire eventualmente dovessimo
Vorrei anche dire, tanto per rimanere nel clima amministrativo della nostra provincia, visto che Guido Otto ne ha parlato in maniera negativa, eccetera, vorrei dire che c'è un comune molto importante, la provincia di Treviso, governato da un sindaco di Fratelli d'Italia, che è il sindaco della Pietra, che è un comune dove i bambini vanno alle scuole paritarie e la rete è pagata totalmente dal comune. Quindi insomma, il bonus. Esatto. Perfetto. Guidotto non la vedo più, vediamo se... No, ecco. Ci sono. No, forse mi avete frainteso, io non sto dicendo che è ovvio questo, io ho detto che il comune deve farsi carico e aiutare, deve farsi carico per aiutare queste cose. Poi che il bonus lo faccia il governo o possa farlo il comune per la sua parte che può fare, questo ben venga, è ovvio, non sto discriminando le scuole paritarie. Dico che dobbiamo far funzionare meglio la scuola pubblica, perché la scuola pubblica, tipo gli asili nido, come stavo dicendo prima, possono avere, tra virgolette, un prezzo politico rispetto magari a una scuola privata. Questo è il senso del mio discorso. Sicché chi per esso, in questo caso il comune o il governo centrale, ora c'è il governo di destra, sicché può benissimo attivarsi per fare questo. Stiamo vedendo insomma che soldi non ce ne sono, è stato fatto un stato di emergenza perché questi sono i soldi da spendere, pertanto vedremo come si comporterà, insomma, ecco. Parlando anche, abbiamo parlato di scuole ma anche di trasporto pubblico, perché la MOM, uno dei discorsi insomma, di cui si parlava anche in passato, ha accelerato sul rinnovo della flotta con 10 milioni di euro. Fra l'altro dicevano dalla MOM, nell'ultimo anno c'è stata una forte ripresa della domanda di mobilità pubblica a Treviso. Partiamo da lei. Va bene. Credo che la forte domanda di trasporto pubblico sia legata al problema del traffico all'interno della città. Quindi è anche un discorso, oserei dire, intelligente, dire aumentiamo l'offerta pubblica in modo da evitare che tante macchine entrino nella città di Treviso, intasando, sì, anche stamattina che sono dovuto andare per il put all'interno della città, è un problema, non sono riuscito a trovare parcheggio, ho dovuto sempre gironzolare intorno, sono andato a finire al Miani, che è il parcheggio un po' più periferico, che era semivuoto, tra virgolette. Mi sono fatto 10 minuti di camminata, però capisco che la gente non accetta i 10 minuti, cioè pretenderebbe di essere all'interno. Quindi se avessimo un trasporto pubblico, abbiamo un trasporto pubblico buono, ma se lo possiamo migliorare con autobus nuovi, definiamoli ecologici, così evitiamo anche un po' di inquinamento, probabilmente riusciremo a vivere meglio all'interno della città di Treviso. Ecco, il problema della viabilità all'interno del centro rimane una delle problematiche più discusse. Sì, è certo. Sì, se era rivolta a me la domanda, sì. Ma sicuramente sì, coinvolge diversi aspetti. Quello del trasporto pubblico è sicuramente uno degli aspetti più importanti perché chiaramente in tutte le città, e quindi anche Treviso, dove il trasporto pubblico ha un'efficienza, una presenza, una capillarità importante, capillarità non soltanto nell'individuazione dei luoghi da raggiungere, ma anche con riferimento agli orari, perché anche questo è un indice di efficienza, di operatività importante. E quindi sicuramente l'implementazione del trasporto pubblico dal punto di vista quantitativo ma anche dal punto di vista della qualità, perché ovviamente mandare nei magazzini o alla rottamazione mezzi che sono desueti anche dal punto di vista dell'inquinamento, sostituendoli con mezzi meno inquinanti, non vorrei parlare di elettrico perché là si apre un campo dove noi siamo totalmente in disaccordo rispetto alle cosiddette politiche green, però per esempio il gas, quelli a conduzione a gas sono evidenti a gas metano. Però ci sono a transazione elettrica a Treviso i primi bus in servizio, dice la MOM, ad inizio 2024. Ecco, questo è un problema che stanno trattando a livello centrale, a livello governativo. Sappiamo bene che ne sta venendo fuori la questione relativa, perché ciò che Fratelli d'Italia diceva in campagna elettorale sul pericolo della transizione ecologica, o meglio, non il pericolo della transizione ecologica, gli strumenti attraverso il quale arrivare agli obiettivi della transizione ecologica, cioè attraverso l'implementazione della energia elettrica, cioè dell'elettrico, è qualcosa che va
paradossalmente in opposizione rispetto a quello che è l'obiettivo che si vuole raggiungere, perché sappiamo bene che con l'elettrico, e lo stiamo vedendo in questi giorni da studi scientifici e da come dire, anche operatori della stampa piuttosto che operatori politici che hanno incominciato a togliere il bavaglio che avevano sugli occhi, si è ben compreso che per la produzione dell'elettrico c'è un'incidenza inquinante da parte dei due paesi che hanno il monopolio della produzione, cioè Cina e India, che per produrre l'elettrico per l'Europa, che consuma una percentuale credo del 5% di inquinamento a livello mondiale, mentre India e Cina per ovvie ragioni superano il 50% dell'inquinamento, per costruire l'elettrico che serve per eliminare l'1-2% dell'inquinamento in Europa, si aumenta, perché producono con le centrali a carbone, ancora di più le emissioni nocive, è un aspetto che ovviamente è paradossale e assolutamente contrastante con quello che è l'obiettivo. La produzione dell'elettrico nasce dalla estrazione prevalentemente del litio e sappiamo bene tutto ciò che succede in Africa, non soltanto con lo sfruttamento minorile, ma con le gravi problematiche a livello ambientale dell'estrazione del litio. Secondo problema. Terzo, lo smaltimento. Cioè stiamo parlando di un metodo di giungere all'obiettivo della transizione ecologica che va in un senso totalmente opposto rispetto a quello che dovrebbe essere la cosa. Finisco. Sì. Importante con l'investimento da parte di MOM è il fatto che sia entrato, credo a metà marzo, un socio privato. Quindi c'è una società che adesso è mista socio-privato, quindi con la ricapitalizzazione che è stata possibile fare intorno ai 7 milioni di euro, evidentemente c'è anche la prospettiva di investimenti possibili, cosa che prima non era ovviamente nell'equilibrio finanziario di una società pubblica possibile. Guidotto. Diciamo che la mobilità in senso lato è molto ampia, ci sono molti aspetti in cui bisognerebbe discutere. Per quanto riguarda MOM e il trasporto pubblico, saluto, se mi sta ascoltando, l'amico Colladon, che conosco da anni, da decenni, e la flotta di MOM a Treviso è una delle, vorrei dire forse la miglior flotta che esiste in Veneto. Non possiamo dire il contrario. Oggi attualmente per il trasporto pubblico provinciale, diciamo, perché MOM sì ha l'urbano attraverso l'ex ACTT, ma fa il trasporto extraurbano, no? Tutti i comuni che circondano Treviso e più. Attualmente i mezzi in funzione sono Euro 6, i migliori che ci sono nel mercato. È ovvio che nei momenti di maggior affluenza, penso agli orari delle scuole, il mattino alle 7:30, 7:30 e alle 1:30, c'è bisogno di qualche bus in più ed è ovvio che si usano ancora dei bus che non sono proprio altamente ecologici. Detto questo, giustamente come diceva prima il collega, MOM sta investendo in dei mezzi elettrici perché noi pensiamo che per la città, proprio per la città intesa come città interno mura, devono essere usati mezzi elettrici. Chiamiamoli così come diciamo noi da 15 anni ormai e oltre, bus navetta, chiamateli come volete, ma che siano elettrici. MOM, dovreste saperlo, è una delle prime aziende attraverso il comune di Treviso, quando c'era ACTT che era di proprietà del comune di Treviso, che attraverso il nostro primo consigliere comunale del Movimento 5 Stelle, attraverso una proposta fatta dal nostro appunto consigliere comunale 5 Stelle, è stata istituita questa, questa zona rifornimento a metano. Sono stati i primi bus in Italia, insomma, ecco, e questo per dire è una cosa che il comune all'epoca aveva fatto, era il governo Gentilini, giusto per dire, sì, che non è destra e sinistra, sono cose di buon senso. Poi, se vogliamo parlare di come possiamo parcheggiare a Treviso, di come possiamo arrivare con i bus navetta, è ovvio che bisogna fare una campagna di informazione e informare la gente dove può parcheggiare a Treviso. Guardi, io abito a Treviso, in centro, ci sono nato e ci vivo. Questa mattina, come tante mattine, vado a piedi in stazione, prendo il treno o prendo il bus e vengo a lavorare. Io lavoro a Pieve di Soligo. Questa mattina, per dirle, ho preso il treno.
tutti i parcheggi di Viale Orleans, dall'inizio Viale Orleans alla stazione, oltre 500 parcheggi erano vuoti. È ovvio che questo, vabbè, lei mi dirà sono le 7 di mattina, le 8 di mattina, se va a vedere anche adesso sono oltre la metà, è vuota, perché la gente non conosce il parcheggio e non ha il servizio dal parcheggio per accedere alla città. Senta una cosa, la domanda che faccio anche ai suoi ospiti: se io vado in città con la mia macchina, devo acquistarmi un paio di pantaloni, mi fermo con le 4 frecce in emergenza, ho un parcheggio cittadino a orario, pago 1 euro, 2 euro, 3 euro, penso di star via 1 ora, 2, come faccio? Faccio le cose velocemente, perché? Perché ho la macchina, mi scade il parcheggio, devo ripagare il biglietto, queste cose qua. Se io lascio la macchina in Viale Orlea o al Miani Park o al Del Negro e una navetta mi porta in centro, io posso stare un pomeriggio in centro, non ho il problema. Cioè è chiaro che queste cose vanno esposte, vanno parlate, vanno pubblicizzate e pian piano, guardate, è stata fatta una prova una ventina d'anni fa, credo, coi bus navetta, tipo, per dirle, no? Che partiva dal mercato ortofrutticolo e veniva in centro a Treviso. Ma la gente non conosceva il posto, non conosceva il parcheggio. Quindi secondo lei... Qui, dove lavoro io, nessuno, guardi, molta gente dei miei colleghi, la mia azienda ha 300 dipendenti e si parla spesso, vengono a Treviso a visitare la città. Tutti cercano il parcheggio a Treviso e mi dicono: scusa, dove parcheggiamo? Tu sai dove possiamo parcheggiare, sai se c'è parcheggio, sai se si può arrivare. Ecco, questa informazione va fatta a livello di tutto il territorio. È ovvio che se la gente è informata va lì, magari con i soldi del parcheggio si paga anche la navetta. Chi vuole che non spenda 1 euro per lasciare l'auto e andare con la navetta in centro. Guidotto, posso? Sì, certo. Guidotto, l'esperimento, diciamo così, dei parcheggi scambiatori a navetta è stato un esperimento totalmente fallimentare, non solo nella città di Treviso. Perché se lei parla dei suoi amici che vengono da fuori, si può anche pensare, ma oggi che non si sappia dove è un parcheggio è difficile, visto gli strumenti di comunicazione e informazione che abbiamo. Ma il problema è che i residenti di Treviso, o comunque quelli non del centro storico, magari delle periferie, sanno bene dove sono i cosiddetti parcheggi scambiatori, il Miani piuttosto del Dal Negro, eccetera, e sanno anche che ci sono i bus navetta, ma li rifiutano. Perché? Perché oggi il sistema della mobilità, al netto di quello che è il trasporto pubblico, non viene usufruito da parte dei cittadini, ma non solo a Treviso, ma in tutte le città del mondo, attraverso una collocazione del proprio mezzo al di fuori di quella che è la città, utilizzando un mezzo di trasporto pubblico, navette, eccetera. Non è così. Noi purtroppo oggi siamo una società, siccome si parla sempre di disagio sociale, di società, noi siamo una società in cui noi ormai, per fare qualsiasi cosa, prendiamo dal divano lo smartphone e abbiamo la pretesa di fare qualsiasi cosa. Ma lei pensa che sia veramente conciliabile con quello che è il nostro modo di vivere oggi, che la gente per andare a comprarsi il pantalone piuttosto che l'abito, piuttosto che altre cose, a Treviso lasci la macchina al parcheggio scambiatore, che aspetti il bus navetta, che vada in centro, che poi lo rispetti con tutti i pacchi, sperabilmente che faccia dei grandi acquisti per tornare al parcheggio scambiatore. La verità è che siete un po' fuori dal contesto sociale, dal contesto reale. Ormai in tutte le città del mondo, ma in tutte le città del mondo ed Italia, i parcheggi al centro non sono più un qualcosa visto come il diavolo, è qualcosa che fa parte del nostro sistema di vivere. E oggi ci sono, lo diceva il sindaco Conte quando presentava l'idea del progetto di Parco Vittoria, che rispetto a 10-15 anni fa, quando c'era in prospettiva quello di costruire il parcheggio sotterraneo nel Parco della Vittoria, le metodologie e la tecnologia costruttiva è completamente cambiata, c'è minore invasività sia nel momento della costruzione e sia poi nel momento della realizzazione. Oggi vedere, dice, togliamo lo stadio, qualche candidato si dice, lo stadio di Tegna e facciamo un altro parcheggio. È qualcosa che non fa parte della nostra società. Oggi, fortunatamente, c'è un progresso tecnologico, un processo tecnico che può portare, come in tutte le altre città del mondo, Italia compresa, Trento, Bolzano, per non andare troppo al di là dei nostri confini territoriali, che parlare oggi dell'impossibilità a Treviso di prevedere dei parcheggi in centro è qualcosa che non ci trovo assolutamente d'accordo. Chiedo un attimo solo, chiedo a Rancan, poi vengo subito da lei, Guidotto. Sì, allora concordo con quanto è stato detto e segnalato.
Se volete anche cioè lei è d'accordo sui... Allora, riprogrammare un po' tutto, chiamiamolo il trasporto, la mobilità interna a Treviso. Quindi andrebbe ristudiato tutto il sistema dei parcheggi, sia all'esterno delle mura, sia all'interno delle mura. Cioè, al limite, ieri mi sono espresso, non sono d'accordo col Parco Vittoria per alcuni motivi che ho espresso ieri in un altro incontro, quello organizzato dal Gazzettino. Però, conoscendo un po' Treviso, all'interno di Treviso ci sono delle aree di degrado, aree abbandonate, potrei fare i nomi ma probabilmente vado contro gli interessi di qualcuno, di qualche società, che potrebbero essere ristrutturati in funzione anche non di mega parcheggi, chissà multipiano, ma di parcheggi con posti limitati che potrebbero favorire chi viene a fare anche la spesa per un'oretta. Chiaramente bisogna pagare il corrispettivo, cioè non dico che debba essere gratis a tutti i costi. Lei immagini, tanto per condividere, immagini quando vecchie amministrazioni col compianto assessore Zanini, eravamo in maggioranza, cioè, si era pensato al parcheggio del Ferropark, c'è tutta un'area che è immediatamente prospiciente il centro, che adesso è utilizzata per una piccolissima parte, che potrebbe servire tanto la stazione, quindi eliminando le problematiche che i residenti hanno segnalato nel retro della stazione, dove c'è un parcheggio da parte dei pendolari, risolvendo anche il problema dei parcheggi del centro della città. Guidotto, la sentivo prima. Forse, allora guardi, non è che io ho viaggiato normalmente da Treviso a Pieve di Soligo. Nella mia vita ho girato l'Europa e ho fatto oltre 3 milioni di chilometri in Europa, avete capito bene, 3 milioni di chilometri, e conosco molto bene la realtà in generale. Ho vissuto anche e lavorato per 5 anni in Francia, conosco bene anche la realtà francese. Ma detto questo, dovete pensare che da una porta all'altra delle mura di Treviso, passeggiando, uno può impiegarci 15 minuti. Ora, non mi piace che si facciano certi discorsi e si dica dobbiamo lasciare la circolazione all'interno delle mura cittadine. È ovvio che bisogna diminuire il traffico all'interno delle mura. Per diminuire il traffico all'interno delle mura bisogna dare dei servizi. I servizi vanno pubblicizzati. Le ho detto io, prima che me lo dica lei, che l'esperimento del bus navetta fatto 20 anni fa è fallito, ma è fallito perché è stato fatto un esperimento, come le ho spiegato prima, è stato fatto un esperimento senza fare informazione. Guardi che all'esterno delle mura c'è il Parco del Negro, c'è il parcheggio allo stadio, c'è il Miani Park sempre vuoto, c'è un grandissimo parcheggio all'Estiore, al mercato ortofrutticolo, ce ne sono di parcheggi. All'interno delle mura c'è il parcheggio di Piazza Vittoria, che è funzionante, c'è il parcheggio lungo il put praticamente mi sfugge il nome, vabbè, adesso quello... Piazzale Burchiellati. Esatto, ecco, Piazzale Burchiellati, quelli sono i parcheggi all'interno. Aumentare ancora il traffico, è ovvio che i residenti, chi ci vive, i negozi, quelli è ovvio che hanno la circolazione, ma far transitare come succede adesso tutti i mezzi per Via Roma, per Corso del Popolo, per Piazzale Burchiellati, poi si viene dentro e si viene a San Francesco, oppure si viene cioè si può andare dappertutto in città, eccetto quelle poche zone ZTL praticamente. Mi scusi, ma voglio dire, a piedi, guardi, a Parigi, perché se noi andiamo in gita a Parigi, sarete andati tutti, e fate 3-4 giorni a Parigi, minimo fate 7-8 km al giorno, perché per andare da una piazza all'altra, sì che il problema non è il fatto di camminare, delle borse, delle non borse, dei shopping, basta che vada a Milano, se va da una piazza all'altra minimo cammina 20 minuti. Treviso per attraversarla ci basta un quarto d'ora, non vedo dov'è il problema in questo senso. Va rivisto tutto il piano urbano, mobilità lenta, pedonale e mobilità automobilistica, diciamo cosiddetta veloce, perché non è possibile questo. Poi se lavorare con un parcheggio sotto Piazza Vittoria credo sia una cosa, per quel che riguarda noi, impossibile da fare. Mi scusi, la proposta che diceva Luigino Rancan sul risistemare, e fra l'altro anche Fabio Cardi, risistemare delle aree che sono abbandonate
anche vicino al centro e adibirle a parcheggio, secondo lei quindi non sarebbe un... Ma guardi, all'interno delle mura, per quel che riguarda la città di Treviso, no. Ci sono zone, come dicono loro, abbandonate anche all'interno delle mura, ma vanno sfruttate per creare dei servizi, per esempio luoghi per i giovani. Questo lo vedrei più appetibile. C'è anche tutta l'ex area Camussi, tutta l'ex area... Pensate che a Treviso non abbiamo una stazione urbana? La stazione urbana ha 60 anni, l'ex Siamice, cioè in centro lì potrebbe nascere una piazza, un qualcosa per la città molto meglio sfruttata che ora, dove nascono e partono sempre, spesso, i litigi e le lotte fra ste baby gang o quello che dicevate prima, perché da lì nascono, da quella zona, si che andrebbe rivalutata. Il trasporto urbano vive sotto un cavalcavia. Il trasporto urbano vive sotto un cavalcavia, cioè dobbiamo pensare, c'è tutto sto progetto dell'albergo Il Cuore, avete visto oggi sui giornali, probabilmente bisogna pagare gli espropri, i soldi, la gente non vuole lasciare, non vuole vendere, non è una cosa semplice da fare, dobbiamo preservarla questa città. Perché non pensiamo di fare una nuova autostazione al mercato ortofrutticolo? Poi abbiamo lo spazio. Perché non pensiamo di spostarlo in zona dogana al mercato ortofrutticolo? Probabilmente sotto ci sono tanti interessi che voi mi direte sì, è facile dire, è molto più difficile a fare, ma dobbiamo iniziare, i progetti devono essere lungimiranti, iniziamo oggi per fare domani. Credo che questa sia una cosa Luigi Novacà, è d'accordo? chiara. Sì, d'accordo su quest'ultima affermazione, dobbiamo pensarci oggi per realizzare domani. E sulla questione di insomma riadattare invece le aree all'interno del... Come entro in Treviso spesso e mi sono accorto che ci sono veramente, definiamoli dei palazzi, che è relativo dire palazzi, insomma mi verrebbe da dire anche dei nomi, meglio che non li dica, che veramente sono l'ira di Dio, cioè andrebbero ristrutturati, perché in realtà potrebbero farsi anche delle case popolari, cioè un'edilizia a favore delle famiglie giovani così, ma una delle idee potrebbe essere fare anche dei mini parcheggi all'interno della città. Quindi appunto lei è d'accordo rispetto invece a quello che diceva Guidotto, che non era d'accordo sui parcheggi comunque all'interno della città? No, non sono d'accordo tipo al Parco Vittoria, perché porto l'esempio che è successo qualcosa, hanno fatto una grande cantina interrata a livello del paese dove abito e pur essendo un terreno non acquitrinoso, oserei dire, come è Treviso, ha creato tanti di problemi sulle abitazioni che sono intorno e sulle stesse strade, che dico pensare di andare a lavorare anche con le tecnologie nuove, per carità, non dico niente, andare a mettere mano sulla piazza Vittoria, io credo che le poste e le scuole che ci sono intorno avrebbero delle gravi lesioni. Ci fermiamo solo qualche istante di pubblicità, poi torniamo nuovamente in studio. Siamo tornati in studio, ultima parte di questa nostra prima edizione e vorrei tornare a parlare con Fabio Crea sulla questione della proposta che diceva Guidotto sul mercato ortofrutticolo, una delle proposte insomma che potrebbe essere. Ma mi pare che il mercato ortofrutticolo non sia un problema, sta bene dove sta, ma piuttosto mi sembra molto originale, per usare un eufemismo, pensare di trasferire l'autostazione, se ho ben capito, all'ex dogana, cioè andiamo a decentrare un elemento centrale del trasporto pubblico in un'area a chilometri dal centro per poi collegare il centro con che cosa? Con degli altri autobus in un modo assolutamente sconclusionato. Direi che si fa un'operazione opposta rispetto a quello che dovrebbe essere l'incentivazione del trasporto pubblico, cioè mettere l'autostazione a 5 km di distanza dal centro. Mi sembra invece che dire che al cuore non si può fare, questa sembra una poesia, al cuore non si può fare, no? Cioè che mettere la nuova autostazione al cuore è qualcosa che non si possa fare perché la città, come se è più utile da un punto di vista urbanistico, da un punto di vista di decoro, da un punto di vista funzionale, mantenere quello che adesso è l'ex cuore ormai da diversi decenni. Mi sembra che questa sia la politica del dire comunque no, del dire è più politicamente corretto e più green portare tutto fuori dal centro, in centro ci devono stare solamente nuove piazze o cose. Vanno bene le piazze, ma le piazze poi vanno riempite di qualcosa, perché che rimanga solo una piazza, abbiamo dimostrazione anche a Treviso Centro, non è che risolviamo nulla. Quindi le piazze, come tutte le vanno
riqualificate, vanno arredate, vanno riempite di positività, come mi piace dire, perché costruire la piazza non ha nessun senso, lasciare l'albergo, l'ex albergo Cuor in quel modo non ha nessun senso, dire no a qualsiasi progetto di riqualificazione intelligente della città, vabbè, è in linea con quella che è l'ideologia dei 5 Stelle, ma certamente non ci trova d'accordo. E quindi faccio rispondere a Guido Otto per dopo fare invece una carrellata veloce su un altro argomento. Sì, allora non ho detto l'autostazione al mercato ortofrutticolo. C'è un mega parcheggio dove può starci benissimo un'autostazione. Ho detto, volendo, si può anche spostare il mercato ortofrutticolo alla dogana. Deve tenere presente che al mercato ortofrutticolo alla notte, io vado via presto il mattino alle 6, ma dalle 5:30 escono tutti i mezzi che fanno riferimento al mercato ortofrutticolo e tutta la notte arrivano tutti i mezzi che portano la merce al mercato ortofrutticolo da tutta Italia. Dovremmo stare svegli una notte con le telecamere, controllare quanti mezzi partono e arrivano in quella zona. Allora, pensando sempre a un progetto lungimirante, abbiamo una zona della dogana stupenda, pensiamo di trasferire il mercato ortofrutticolo là con un bel accesso dalla tangenziale, semplicemente non porterebbe via niente in termini di facilitazione per arrivarci anche, ma porterebbe via molto traffico in zona Gazzettino, per capirsi, in zona Stiore, che è perennemente congestionato. Appena aprirà Amazon, apriti cielo, vedremo cosa succederà. Detto questo, io l'albergo Cuor, guardi che il programma, il PUMS, che lei conoscerà anche meglio di me, è un programma, sì, a leggerlo, ma poi la realtà è ben diversa. Dobbiamo rivedere tutto il piano del traffico e dei sensi unici se vogliamo fare un'autostazione al Cuor. Non è poi così semplice, e pensiamo di buttare giù l'albergo Cuor, come dice lei, ma un'area vasta dove ci sono abitazioni, dove ci sono anche case abbandonate. Questo è vero, di fronte a un cavalcavia, e pensi che va ristrutturato il cavalcavia, perché ha un'età quel cavalcavia che prima o poi bisognerà prenderlo per mano e un'amministrazione dovrà pensarci. Assolutamente, va riqualificato tutto quella zona, quel guardante, il cavalcavia, l'albergo Cuor, è inutile tenerlo in quelle condizioni, e noi riteniamo che con quel progetto di riempire di riqualificazione e di positività e di servizi il centro significa anche superare tutte quelle problematiche più o meno gravi di cui si parlava all'inizio, perché laddove c'è degrado ci sono problematiche, laddove c'è arredo, riqualificazione e servizi, le problematiche si risolvono quasi automaticamente. Sì, concordo. Dove c'è degrado si sovrappone altro degrado, cioè è quasi un fatto matematico. Cioè, tornerei al discorso anche più ampio dell'educazione civica, cioè dovremmo abituarci noi, abituarci i nostri figli, a un certo momento, di sapere utilizzare meglio le strutture che viviamo. Certo. Utilizzare meglio le strutture che viviamo è anche quello di imparare a camminare, a tornare a camminare come si faceva una volta. E questo è vero. Io vorrei terminare, perché mancano davvero pochi minuti, insomma, proprio oggi, sono 2000 giorni dal referendum sull'autonomia. E il governatore Zaia ha detto, insomma, si dice convinto che le prime deleghe saranno consegnate entro un anno. Comunque siamo a 2000 giorni, è un bel traguardo. Fabio Crea. Doveva arrivare Fratelli d'Italia, perché il progetto autonomista vedesse la sua concretezza. Perché la verità è che ieri, credo, il Presidente Mattarella ha firmato il disegno di legge per l'attuazione delle disposizioni, delle prime disposizioni di autonomia, e questo era una promessa su cui molti, anche alleati, erano scettici, una promessa della Presidente Meloni fatta in campagna elettorale, cioè che il progetto di autonomia, nel rispetto della Costituzione, che quindi da diverse decine di anni, no, dal 48, l'articolo 5 della Costituzione lo prevedeva, intende attuare quello che prevede la Costituzione, il più ampio decentramento amministrativo e le autonomie degli enti locali. Questo in linea con il nostro programma è quello che stiamo portando avanti, quello che tanti altri partiti dell'opposizione, nonostante ne abbiano parlato per decenni, non sono riusciti a realizzare. Quindi credo che questo sia un altro merito del Giorgia Meloni e dei Fratelli d'Italia. Luigino Rancano.
Cioè, il discorso dell'autonomia mi va bene. Prima ho fatto una battuta, sono 2000 giorni dall'inizio o alla realizzazione dell'autonomia. Però un discorso che ho seguito negli ultimi 30-40 anni, oserei dire. Si parlava all'inizio molto di regionalismo più che di autonomia. Ecco, io direi che questo concetto di autonomia regionale va inserito in un discorso molto più ampio del regionalismo a livello italiano, che andiamo a finire che se no abbiamo strutture diverse, cioè il Veneto può viaggiare in una certa maniera, mi viene da pensare la Sicilia viaggerebbe sicuramente in tutt'altra direzione, quindi che sia un discorso nazionale per le autonomie regionali, come sono giustamente ricordato l'avvocato Crea, inserite nella Costituzione. Cioè è un cammino che è iniziato nel 1948, siamo nel 2023 e siamo solo all'inizio ancora. Giuliano Guidotto. Io credo, dunque il Movimento 5 Stelle all'epoca del referendum si è espresso a favore anche il movimento dell'autonomia. Certo è che va discussa, io metto qui una parola, va discussa tra tutti. C'è proprio un effettivo campo largo in Parlamento. Non è perché adesso c'è la Meloni, perché c'era Conte, perché prima c'era Berlusconi. Tutte le forze politiche, sentite ovviamente tutte le regioni d'Italia, devono trovare in comune accordo una modalità adatta per poter stabilire questa autonomia. È ovvio, il Veneto, come dice sempre Zaia, il Veneto lavora per pagare il calabrese piuttosto che il napoletano, piuttosto che... Questo non è vero, insomma, ecco, viviamo in un paese, l'Italia, dobbiamo pensare un po' a tutti. Io sono nato in Veneto, dico, beh, fortunato, sono nato in Veneto, potevo nascere in Puglia, come in Sicilia, come in Sardegna e ragionerei come un sardo, come un pugliese o come un siciliano. Dobbiamo vedere una cosa ampia per tutti che possa mettere d'accordo tutti, perché quando si va anche a modificare la Costituzione, il bene primario della nostra vita quotidiana di tutti, dobbiamo anche pensare di farlo e che vada a favore di tutti praticamente. È una modifica costituzionale quella dell'autonomia, proprio perché è prevista dalla Costituzione. Ora, non capisco questo mettere d'accordo tutti in Italia, ma insomma, non è la democrazia non si basa sul dobbiamo metterci d'accordo tutti, perché il metterci d'accordo tutti non è democrazia. La democrazia è la scelta degli elettori verso partiti di governo che hanno la responsabilità di decidere su quelli che sono i problemi che portano avanti. Non è che nel momento in cui dobbiamo fare il progetto, il disegno previsto nella Costituzione dell'autonomia, incominciamo a riunire le 20-21 regioni a statuto ordinario, ci mettiamo tutti d'accordo, cioè, perché sennò dal 1948 andiamo a finire nel 2348 e non avremmo fatto ancora niente. Gli italiani si sono espressi, alcune regioni prima con il referendum. Questo governo nel suo programma elettorale l'aveva inserito, gli italiani, la maggioranza degli italiani, hanno dato anche per questo un mandato al governo e al Parlamento, alla maggioranza, che stanno portando avanti il progetto autonomista nel limite dei secondi parametri della Costituzione, come anche sollecitato un anno fa, credo, da Mattarella, sta andando avanti e lo porteremo avanti. Non è vero che Conte, eccetera, perché voi siete stati al governo con la Lega che dell'autonomia ha sempre fatto il suo cavallo di battaglia. Eravate due partiti, la Lega certamente lo avrebbe portato avanti, se non è stato fatto nel governo giallo-verde, evidentemente perché il Movimento 5 Stelle non l'aveva voluto fare. E se un illustre esponente come Guidotto ci dice dobbiamo metterci d'accordo tutti, questo è un atteggiamento strumentale per dire non lo faremo mai. Guardi, scusi, che il governo, il governo Conte è caduto per merito del famoso Papeete. Si stava discutendo su questo, non venga a dire che il governo però questo governo in 5 mesi l'ha messo in atto. Voi continuate a discutere, discutiamo. Vabbè, l'ha messo in atto, l'avevamo già messo in atto col referendum. Si ricordi anche che c'è un referendum sull'acqua del 2017, sull'acqua del 2018 pubblica, quando governava il Movimento 5 Stelle. Pensi a quello sull'acqua pubblica,
e nessuno l'ascolta, nessuno lo bada. È più privata che pubblica, parlando anche di siccità, ma avremo modo di parlarne in altre trasmissioni. Niente, siamo arrivati al termine, quindi mi tocca veramente chiudere, anche se ci sarebbe ancora molto da dire. Ringrazio Fabio Crea di Fratelli d'Italia per essere stato con noi. Grazie davvero a Luigino Rancan, popolo della famiglia, grazie anche a lei, e Giuliano Guidato, Movimento 5 Stelle. Grazie davvero per essere stati con noi, grazie ai registi che ci hanno seguito. L'appuntamento ovviamente è a domani, come sempre. Grazie a lei e ai suoi ospiti.